Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste, buon sabato 3 maggio. Oggi avremo ospiti in studio Uberto Fortuna Drossi, Città Metropolitana, Elena Danielis del Movimento 5 Stelle, quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail. La stessa cosa potete fare per fare le vostre segnalazioni come ogni giorno. Allora andiamo subito a vedere le previsioni del tempo prima di cominciare la nostra rassegna stampa del mattino. Allora vediamo il sito dello Smeralpa regionale. Fino a oggi un forte anticiclone subtropicale presente sull'Europa centro-meridionale porterà sulla regione tempo stabile con temperature sopra la media del periodo. Domenica, cioè domani, inizieranno ad affluire correnti sud-occidentali più umide e instabili che anticiperanno un marcato peggioramento del tempo per l'inizio della settimana. Quindi vediamo oggi sabato 3 maggio su pianura e costa cielo poco nuvoloso, sulla zona montana variabile con maggiore nuvolosità nel pomeriggio, temperature al di sopra della media del periodo, venti di brezza. Questa è la temperatura massima che arriva fino a 27 gradi in pianura, 24 sulla costa. Domenica 4 maggio, domani invece vediamo questo cambiamento del meteo a partire più dalla serata, in realtà come evoluzione diurna, ancora bel tempo di mattina, in lieve peggioramento da pomeriggio, al mattino cielo poco nuvoloso su pianure e coste variabile in montagna, dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà e sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali che durante la sera potranno interessare tutta la regione. Dal pomeriggio inizierà a soffiare vento moderato da sud sulla costa, temperature massime in calo. Vediamo lunedì 5 maggio, cielo in prevalenza coperto con piogge intense sulle prealpi e sulla pianura orientale, abbondanti altrove. Saranno possibili anche dei rovesci o qualche temporale, soffierà vento moderato da sud o scirocco sulla costa, temperature massime in calo, insomma una giornata con deciso peggioramento del meteo. Andiamo a vedere i quotidiani che sono in edicola oggi, cominciamo come sempre con il piccolo di Trieste, la sfida del Fedriga Ter. Dreosto Lega, la legge regionale in aula entro giugno, Rizzetto di Fratelli d'Italia, la trattativa in nazionale. La questione Friuli Venezia Giulia irrompe nel Consiglio dei Ministri e il confronto Calderoli-Lollobrigida fa discutere sul territorio. Questa è la notizia di prima pagina. Poi vediamo verso il conclave, troveremo l'unità, le grandi manovre fra i cardinali e poi i potenti e funerali del Papa e l'ipocrisia in cui viviamo e il commento di Pieraldo Rovatti. Vediamo ancora fiamme nel camping, l'ipotesi dell'acqua sull'olio bollente, l'incendio nel campeggio Obelisco in strada nuova per Opicina con fiamme alte oltre 10 metri, ha divorato 3 piazzole incenerendo 3 roulotte, 2 auto, uno scooter. C'erano circa 150 persone, arrivano testimonianze sulla causa del rogo. Vediamo ancora qui Meloni leali con Trump ma mai subalterni e pensa al bis, la premier a tutto campo e poi l'Unione Europea pensa un'offerta, dazi l'apertura di Pechino dà nuovo slancio ai mercati. Vediamo questa problematica invece relativa alla nostra città, turisti e incidenti, il traffico in cittadino va in tilt, polizia locale nei pressi del Park San Giusto dove si sono formate lunghe file, forte afflusso di visitatori, alcuni sinistri, Park San Giusto esaurito e lunghe file, arriva la polizia locale. In 3000 al corteo del 1 maggio scoppia il caso Incarso. Poi ancora Portovecchio, pronto a partire l'iter per l'esame decisivo. Economia, Essilux, così funzionano gli occhiali per sentire. Vediamo ancora lo Scerbanenco di Elisabetta Sgarbi al cinema e poi il Festival a Padova, Galileo, la scienza che parla chiaro. L'edizione di Gorizia Monfalcone, anche qui naturalmente la sfida del Fedriga Ter, ma vediamo Marina Iulia agibile, già affollato il pontile da 170 metri, quindi questa è la novità a Monfalcone. Poi ancora invece a Gorizia, boom di visitatori, Gorizia strade piene di turisti ma tanti locali chiusi. Nei giorni festivi però pranzare fuori è difficile, Ziberna, i ristoratori si attrezzino, questo è l'appello del sindaco di Gorizia. Motocross a Romance, muore in gara a 22 anni travolto dagli altri piloti, un ragazzo giovanissimo, lo vediamo qui. Trentenne triestino trovato senza vita in cella a Gorizia.
notizia. Andremo a vedere anche questo, ce ne siamo occupati anche noi nei nostri telegiornali, ma andiamo ai giornali nazionali, vediamo il Corriere della Sera. Vediamo che c'è un disgelo, l'abbiamo già visto sulle prime pagine del Piccolo, sui dazi tra Unione Europea e USA, la Cina dialogo. Trump si lura a Waltz, scossone alla Casa Bianca, i mercati reagiscono in positivo, bene le borse. Poi ancora Farage dilaga al voto e scuote l'Inghilterra, l'ondata populista e l'allarme per l'ultradestra, l'ondata di Farage travolge l'Inghilterra, Reform trionfa alle elezioni locali e sconvolge il quadro politico, siamo noi il partito dei lavoratori. E qui vediamo invece l'Alternative für Deutschland come partito estremista e giudicato dagli 007 in Germania. La Premier invece in Italia, contro di me attacchi sessisti e Meloni apre a un possibile bis. Noi leali con gli Stati Uniti, mai subalterni. Questa è la frase riportata anche da altri quotidiani. Vediamo Landini, referendum, il mio sì, ecco perché. Valditara, l'educazione sessuale, noi, la scuola, i genitori, educazione, istruzione, famiglia e scuola, dice Valditara, dialoghino. Veleni sul conclave, pronto il comignolo. Il Vaticano, false voci sulla salute del cardinale Parolin. Mercoledì la prima fumata, a pochi giorni dal conclave, pronto il comignolo che annuncerà al mondo l'elezione del nuovo Papa. Adolescenza, come aiutare i nostri ragazzi. La Repubblica, i veleni del conclave, le manovre dei cardinali, fake sui siti statunitensi, la Santa Sede, i Parolin sta bene in salute. Confronto su abusi sessuali e scandali, Sistina ha montato il comignolo per la fumata. Germania, bufera su Alternative für Deutschland, pericolo per la democrazia. Meloni, leali non subalterni agli Stati Uniti e pensa al bis. Qui vediamo anche dazi, prove di disgelo Trump-Cina e revocata la scorta al principe Harry, ma voglio far pace con mio padre. Vediamo ancora La Stampa, Cina usa Unione Europea, trattativa globale, disgelo tra Pechino e Trump, l'offerta dell'Europa, volano le borse ma Standard & Poor's taglia il PIL. Vance, Ucraina, pace lontana, AfD eversiva per i servizi segreti tedeschi, Rubio, antidemocratici. L'America è lontana, il mondo adesso lo sa, l'analisi e poi ancora la Casa Bianca e l'arte della coda tra le gambe. Vediamo la polemica, l'accusa di Meloni, sessismo su di me, quel triste repertorio per umiliare le donne. Io, orfana di femminicidio, Giovanna, a 5 anni, testimone dell'omicidio di mia mamma, poi sono rinata con un'altra famiglia. La vita di mia figlia Sara in attesa di una cura che non c'è, la solidarietà con Teleton. Vediamo insomma varie storie quest'oggi sulla Stampa. Poi aspettando il nuovo Papa, la suora psicologa, ascolto i cardinali, uomini colti e fragili, perché è a rischio l'eredità di Francesco, il commento di Marcello Sorgi. Ancora il report, quelle minacce ai giornalisti che difendono l'ambiente e poi il personaggio Harry, sua tristezza reale, voglio far pace con papà. Questa notizia è riportata su altri quotidiani, ma vediamo il Fatto Quotidiano. Favorito il romeno Simeon, basta obbedienza cieca all'Unione Europea e in vantaggio alle presidenziali di domani in Romania. E poi conflitto di interessi, Calderone tour, crociere a sbaffo ai big del Ministero. E qui vediamo un'immagine insomma spiritosa, ironica. Era a capo dei consulenti del lavoro, ma anche insomma in qualche modo sarcastica. Ecco, il giornale Meloni, finisco e mi ricandido, le mosse della Premier, contro di me attacchi sessisti e vergognosi, con Trump siamo alleati leali ma non subalterni, realizzo il programma, poi mi ripresento agli elettori. Anche qui scorta negata a Harry, vorrei la pace con papà ma non so quanto vivrà. Molestie al concertone, arrestati 3 immigrati, 1° maggio nel caos. Bergoglio sepolto vicino al comandante della 10ª MAS in Santa Maria Maggiore. Accanto alla tomba di Papa Francesco c'è anche l'ultima dimora di Junio Valerio Borghese, comandante della 10ª MAS. E ora chi lo dice alla sinistra, ha ironizzato Vannacci.
Andiamo a vedere Libero, Macron attacca Libero, le Présidente si innervosisce, post dell'Eliseo contro il nostro giornale per smentire la notizia del tentativo del leader francese di condizionare il conclave, ma non spiega i colloqui coi cardinali. I veri dati economici che la sinistra non vuole vedere, i numeri dell'Italia, qui vediamo prima la promozione da parte dell'arcigna agenzia di rating Standard & Poor's, poi i dati sui salari in crescita e infine la certificazione che da quando Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi sono stati creati oltre 1 milione di posti di lavoro, e la realtà che si incarica ancora una volta di smentire la narrazione di Elly Schlein e Maurizio Landini, scrive Libero. Ma vediamo però sul Sole 24 Ore che c'è un'analisi un po' diversa. Disoccupazione a marzo risale al 6%, a marzo il mercato del lavoro in frenata dopo 4 mesi di crescita che c'è stata effettivamente. Il numero di occupati è sceso di 16.000 unità e il tasso di disoccupazione è risalito dal 5,9 al 6%. La fotografia non è rosea per i giovani. Nella fascia d'età tra i 15 e i 34 anni si registrano 43.000 occupati in meno su febbraio. Nel confronto tendenziale c'è qualche notizia più positiva: il numero di occupati totali è salito di 450.000 unità e c'è una crescita molto forte dei rapporti a tempo indeterminato. Vediamo budget di Trump, la spesa per la difesa sfonda i 1.000 miliardi, borse in recupero sul lavoro USA e dazi, Piazza Affari più 1,9%. Vediamo ancora il Domani, Trump minaccia l'economia globale, adesso la Cina vuole trattare sui dazi, accordo sulle terre rare, Washington sblocca l'invio di armi all'Ucraina. Il protezionismo del presidente americano preoccupa Standard & Poor's che taglia le stime del PIL mondiale. Pechino detta le sue condizioni per poter arrivare a un'intesa e intanto il tycoon silura il suo consigliere Waltz. Nomine le mani del governo sui teatri, il sottosegretario Mazzi lavora al testo per avere più rappresentanti nei consigli di indirizzo. Qui vediamo Gianmarco Mazzi che vuole completare la riforma per assegnare i ruoli di vertice nei teatri italiani più importanti. Allora torniamo sul il piccolo di Trieste per vedere un po' le notizie di casa nostra. Si parla molto del terzo mandato, l'alto là di Fratelli d'Italia arriva da Roma. Il caso Fedriga affrontato nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri a Roma. In ballo le candidature in Veneto, Lombardia e il tris di Fugatti in Trentino. La stoccata di Lollobrigida, illogico certificare che in alcuni territori valgono regole differenti. La Lega insiste citando la sentenza della Consulta sulla Campania che non fa riferimento alle regioni autonome, quindi come la nostra. Massimiliano Fedriga, vediamo risposte. Mi piace molto fare il presidente di regione, rispondere alla mia terra, aveva detto il governatore Massimiliano Fedriga all'indomani della sentenza con cui la Consulta ha bocciato il terzo mandato per i presidenti, lasciando uno spiraglio per le regioni a statuto speciale. Ed ora è tutta qui che si gioca la partita. E domani il governatore del Friuli Venezia Giulia riceverà il presidente slovacco. La tappa in Friuli Venezia Giulia di Pellegrini fra Campoformido e Trieste. Nel capoluogo regionale anche un tour per conoscere il porto dal mare. Nel corso del 2024 circa 500 treni sono partiti dalla città di San Giusto con destinazione Slovacchia. Dreosto in aula a giugno, sempre sul terzo mandato, Rizzetto nessuna fretta, qui le diverse posizioni tra Lega e Fratelli d'Italia. La destra si sta giocando la nostra specialità ad Adi, è il commento duro di l'affondo di Serracchiani del Partito Democratico. Patuanelli dei 5 Stelle dice pericoloso gestire per tanto tempo un potere così ampio, quindi c'è questa posizione anche da parte dei 5 Stelle. Meloni apre al bis e avverte Trump con gli USA leali mai subalterni. La Premier riceve attacchi sessisti nel silenzio di tutti. Pensa di ricandidarsi ma prima completo il programma, dice. Renzi, gli stipendi non sono sufficienti ad arrivare a fine mese. Il leader di Italia Viva interviene sulla questione dei salari degli stipendi. E poi Chatgate, il tycoon silura Waltz e lo candida
candida alle Nazioni Unite. Mike Waltz, vediamo insieme a Peter Hegseth, il consigliere per la sicurezza paga le rivelazioni sui piani di guerra contro gli Houthi, per lui è pronto un posto all'ONU. Adesso a tremare Hegseth. Andiamo ancora avanti, andiamo alla pagina invece di Trieste, scorro molto rapidamente anche così scorrendo via l'inserto, si parla del Porto Vecchio. Project di Porto Vecchio, la conferenza dei servizi avvia l'esame decisivo, ha inviata la convocazione, gli enti avranno tempo fino al 9 giugno per dare i responsi, ottenuti via libera si procederà all'indizione del bando sulla proposta di Costim, eventuali prescrizioni o mitigazioni del PFTE dovranno contenere tutte le motivazioni e una stima dei costi. L'assessore Bertoli, confidiamo nella collaborazione, si punta a varare l'avviso di concorso entro fine anno. Dalla Regione ad Asugi, chi dovrà esaminare il piano di rigenerazione? I 21 attori coinvolti, viene fatto tutto un approfondimento proprio sulla questione Porto Vecchio. La verifica del progetto e la gara con prelazione, ecco i prossimi passi dell'iter di partenariato. L'aggiudicatario otterrà i terreni demaniali in concessione per 50 anni e acquisterà i 19 magazzini in blocchi per riconvertirli a uso privato. Se un concorrente dovesse presentare un'offerta migliore, i bergamaschi potranno rilanciare. In gioco un'operazione da 620 milioni di lavori in 9 anni e mezzo, gli atti di vendita scadenzati nel tempo. Varco d'accesso allo scalo via i lavori di ampliamento, la digitalizzazione del gate. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città, anche perché poi rivedremo sul piccolo, c'è anche l'approfondimento insomma sulla giornata, sulle giornate particolari, in quella di ieri in particolare insomma, con la presenza di tanti turisti e una serie di incidenti, la caccia al posto auto, il traffico in tilt in alcuni momenti, ma ne parliamo subito con l'ispettore capo Luisa Mastracchio. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora sì, come ha detto bene lei, è stata comunque una giornata molto intensa, pesante, con molti cittadini, sia insomma triestini che turisti, alla ricerca di un parcheggio per le varie cose insomma da visitare. Insomma. Dunque, sì, per quanto riguarda stamattina non abbiamo segnalazioni particolari di o cantieri o divieti vari. È una giornata nuovamente prefestiva, anche oggi presumiamo che comunque il traffico sarà intenso, ecco, anche qua. Posso anticipare che per la giornata di domani, in occasione della Trieste Spring Run, appunto ci sarà sia quella diciamo familiare, mi passi il termine, che quella professionistica o comunque più lunga. Ci saranno vari divieti di transito, sia anche innanzitutto dico anche per la costiera, perché appunto sì. Ci sarà particolarmente dalle 6 alle 11 fino a cessate esigenze, dalla cartiera del Timavo fino alla rotonda di Sistiana ex Bivio Trenoci, con deviazione del traffico obbligatoria verso Monfalcone all'altezza della località San Giovanni di Duino. Poi ancora appunto la 4, la svincolo di uscita Duino dalle ore 6 alle ore 11, anche là divieto di transito fino a cessate esigenze. Per quanto riguarda il raccordo autostradale, sia dalle ore 6 alle ore 11 per il traffico diretto a Trieste, sulla deviazione obbligatoria, per il traffico diretto a Trieste sulla strada provinciale 1, e ancora sempre dalle 6 alle 11 allo svincolo di uscita Sistiana, quindi anche là attenzione, perché ci saranno appunto si presume che ci saranno delle code, comunque molto traffico in zona. E anche poi sulla SR14 dalle ore 6 alle ore 14 e sempre là chiusura divieto di transito dalla nuova rotonda di Sistiana ex Bivio Trenoci fino all'inizio del centro abitato di Trieste, via di Miramare. E naturalmente, questo per quanto riguarda la costiera,
Per quanto riguarda la nostra città, diciamo il centro cittadino, anche là molti divieti di sosta, in Viale Miramare, e sulla bretella di collegamento tra Largo Città di Santos e Piazza Duca degli Abruzzi, lungo le rive tra Piazza Duca degli Abruzzi e l'intersezione con la bretella di collegamento tra Largo Città di Santos e Piazza Duca degli Abruzzi e l'intersezione con Via di Mercato Vecchio, quindi tutte le zone là delle rive interessate da questi divieti. E il divieto di transito anche là, già per quanto riguarda il nostro comune, sulla strada che dall'abitato di Santa Croce adduce alla strada costiera, poi sul Viale Miramare, dalle 6 alle 14 questo, e anche Largo Città di Santos tra il Varco Monumentale e la bretella di collegamento tra il Largo Città di Santos e Piazza Duca degli Abruzzi, e ancora poi Porto Vecchio, Porto Vivo, insomma tutta la zona interessata da questi divieti di transito. Ecco, quindi attenzione, mi raccomando, ai divieti, alle varie chiusure, perché sarà una giornata comunque molto, diciamo, importante anche dal punto di vista della viabilità. Ecco. Questo per quanto riguarda degli anticipi che comunque saranno anche ripetuti nei prossimi collegamenti dai colleghi degli altri turni, e con questo la saluterei e le restituirei la linea. Grazie mille, allora buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie. Grazie anche a lei. Noi andiamo avanti, appunto abbiamo sentito ampie anticipazioni su quella che è la manifestazione di domani con tutte le chiusure. Scorriamo ancora avanti sul giornale, vediamo che si parla invece di una triste notizia: trovato morto in cella a Gorizia, autopsia sul trentenne triestino Denis Battistuti Maganuco, era stato arrestato lunedì dopo il furto di farmaci usati a Staranzano. Qui vediamo la farmacia di Staranzano dove il giovane era stato sorpreso mentre rubava farmaci usati. Non era il primo di questo tipo di furti. A destra vediamo il carcere invece di Gorizia. Anche noi abbiamo realizzato un servizio su questa tragedia, lo hanno trovato senza vita giovedì sera intorno alle 19:45 in una cella del carcere di Gorizia. Rivediamo insieme il nostro servizio. Giovane triestino di Opicina di 30 anni morto a causa di un malore. Si chiamava Denis Battistuti Maganuco. È successo nel carcere di Gorizia. Il cadavere è stato rinvenuto ieri sera verso le 20, oggi il giorno dell'autopsia. Secondo quanto appreso, il giovane soffriva di tossicodipendenza. Il trentenne era stato arrestato dai carabinieri solo 3 giorni fa, dopo essere stato sorpreso a rubare assieme a un complice medicinali usati e scaduti dalla farmacia di Staranzano. Erano scattate le manette e il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere. Sul trentenne triestino gravavano diversi precedenti per furto. D'accordo con la famiglia andremo fino in fondo per scoprire cosa è successo al giovane, ha dichiarato la nostra emittente l'avvocato Massimo Scrascia, che ha saputo la notizia del decesso solo in tarda serata. Cosa è successo al trentenne triestino? Secondo quanto appreso, la morte del giovane detenuto è avvenuta per arresto cardiaco appena 2 giorni dopo essere entrato in carcere. Allora, torniamo a leggere il giornale, sempre la cronaca di Trieste, vediamo la carambola di Barco, la pullman esce di strada e sbatte sulle auto in sosta. Qui vediamo appunto il pullman ha centrato una fila di vetture in sosta in Viale Miramare a Barcola in corrispondenza della Pineta. L'incidente è avvenuto intorno alle 6, a quell'ora il pullman viaggiava in direzione Grignano quando all'improvviso il conducente ha perso il controllo, il mezzo ha deviato sulla destra centrando in pieno i veicoli parcheggiati a bordo strada. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Vediamo anche qui un'altra notizia di cronaca che abbiamo trattato anche noi nel nostro telegiornale. Fiamme oltre 10 metri ed esplosioni. L'incendio poteva distruggere tutto. Secondo i testimoni, il rogo scoppiato giovedì nel campeggio Obelisco è stato causato da un getto d'acqua sull'olio bollente, quindi una leggerezza che è costata però cara. Incenerite 3 roulotte, 2 auto, uno scooter, elettrodomestici. Scoppiate molte bombole di gas, un ferito ma lieve. Rivediamo insieme il nostro servizio. Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno scatenato l'incendio nel tardo pomeriggio di ieri al campeggio Obelisco.
Le fiamme sono partite dall'interno di un camper. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, stanno ricostruendo la dinamica del fatto. A seguito dell'innesco sono scoppiate anche delle bombole GPL all'interno dell'abitacolo. Poi le fiamme si sono allargate anche ai vicini veicoli. Poteva essere una tragedia. Fortunatamente il bilancio è solo di un ferito lieve soccorso dai medici del 118 arrivati sul posto. Il campeggio non è stato fatto evacuare, ma alcuni ospiti hanno scelto di uscire. Altri invece si sono spostati in un'altra zona lontana dall'incendio per non rischiare di rimanere coinvolti. Il fumo nero che saliva al cielo lo si è notato in tutta Trieste. Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Opicina con una squadra, 2 autobotti del comando di Trieste e un'altra da Monfalcone. Nel giro di un'ora e mezza la situazione è stata riportata sotto controllo. Il giorno dopo l'incendio le diverse automobili e camper coinvolti nell'incidente sono ormai delle carcasse irriconoscibili. Anche una motocicletta è stata sciolta dalle fiamme, così come le suppellettili e i vari materiali da campeggio. Questa è la notizia appunto che abbiamo ritrovato anche sul piccolo, come così abbiamo anche approfondito poi un'altra tragedia, la morte di 2 coniugi triestini in uno schianto invece nella giornata di mercoledì. Poi rivedremo insieme il servizio, ma vediamo qui il corteo di 3.000 per il 1° maggio, lavoro e sicurezza, dalla CGIL il monito sulla deindustrializzazione della città, la dirigente nazionale Gabrielli, il governo si confronti. La manifestazione da San Giacomo a Piazza Unità, sindacati pensionati confluiti in Piazza Garibaldi, poi il percorso, il comizio, un unico momento di tensione in via Caprin con il lancio di acqua e pomodori su chi sfilava. Poi ancora stelle rosse sulla chiesetta, resti casa di preghiera, l'appello, oltre ai garofani e ai partigiani, uno striscione sull'edificio di Padriciano, non di proprietà della Curia. Monsignor Trevisini, noi e la parrocchia all'oscuro, l'interrogazione alla Camera sui vessilli titini, qui vediamo insomma la polemica che si rinfocola un po' ogni anno. Ecco i maestri del lavoro, 6 triestini in prefettura, una cerimonia in prefettura nella mattinata del 1° maggio ha visto la consegna delle stelle al merito ai 22 nuovi maestri del lavoro in Friuli Venezia Giulia, tornando invece alle polemiche, noi ci siamo occupati di quelle delle polemiche legate al gioco della liberazione. È intervenuto il presidente della Unione degli Istriani Massimiliano Laccota su questo tema e ha denunciato insomma questa nuova polemica, fazioni in gioco. Insomma, c'è stata questa presentazione ieri e rivediamo insieme il nostro servizio. Noi crediamo sia vergognosa una cosa del genere, insomma siamo abituati a tutto, in questi anni ne abbiamo visti di tutti i colori, però il fatto che a ridosso della data, cioè nel pieno periodo che ricorda i 40 giorni di occupazione jugoslava con migliaia di morti, presentare un evento del genere, quindi questo gioco da tavolo che si fa sulla pelle della memoria di migliaia di persone morte è una cosa scandalosa. Poi che ci sia anche lo storico Pupo a fare del regista, insomma è una ciliegina su una torta meschina che davvero non ci aspettavamo. Noi ovviamente non andiamo a vedere una squallida cosa del genere, ci aspettiamo però una spiegazione da parte del Comune, non so come per una cosa del genere sia stata concessa una sala comunale. Cioè non si può giocare sulla memoria di questi morti, non si può. Abbiamo visto lo schifo del 1° maggio con le bandiere jugoslave, abbiamo visto la gazzara sul Carso da Caresana fino a Sistiana ed oltre con queste bandiere rosse, insomma è ora di finirla, insomma rispettiamo un po' la memoria e soprattutto rispettiamo le memorie di tutti, noi rispettiamo quella che è la memoria e le sensibilità degli altri, non entriamo nel merito, però mi pare che stiamo un po' esagerando, quindi bisogna un po' mettere a posto alcune cose. Allora, torniamo ancora sul giornale. Ieri c'è stata la presentazione di una mostra donata all'ITIS, la mostra La Via, progetto espositivo di arti visive e letterarie, 80 le opere, anche qui eravamo presenti. Allora possiamo rivedere insieme il servizio, poi dobbiamo andare in pubblicità, allora rivediamolo insieme.
Dopo 18 anni di itineranza in prestigiose sedi italiane, il progetto espositivo di arti visive e letterarie La Via, ideato e curato da fedele Eugenio Boffoli, fa ritorno a Trieste, città da cui ebbe origine. Alla cerimonia di oggi erano presenti Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, vescovo di Trieste, e il presidente dell'ITIS Aldo Pacor. Il tema dell'esposizione, l'arte come essenza universale e senza tempo, capace di attraversare il ciclo vita, morte e rinascita, è stato il centro degli interventi. Il progetto La Via è un progetto di arti visive e letterarie che ha preso le mosse da Trieste nel 2007 e che ha come obiettivo quello del recupero dell'arte, dei valori fondamentali dell'arte, in tempi di grande difficoltà, dove praticamente mercati e borse si sono impossessati un pochettino della bellezza, dell'indipendenza e della libertà dell'arte. I contenuti sono supportati e spiegati attraverso delle didascalie che aiutano la comprensione e traggono origine praticamente dalle filosofie di Oriente ed Occidente. Durante la conferenza sono stati presentati gli artisti coinvolti, le opere, i mostre e le modalità per visitare l'esposizione, ora aperto al pubblico nella sede dell'ITIS di Via Pascoli. Siccome ha, un carattere religioso e sacro, non esclusivamente su una sola religione, ma anche noi all'interno di ITIS abbiamo una chiesa e quindi c'è questa liaison che avvalora ancora di più quello che tutti gli artisti di questa mostra hanno voluto rappresentare attraverso le loro opere. È una coniugazione della bellezza con la fragilità e, per riprendere un termine caro a Papa Francesco, con la tenerezza. Per cui mi sembra che in questo luogo è depositato e affidato a questo luogo, che è un luogo di cura, ma anche un luogo di fragilità, con la tenerezza, ma che ci sia anche la bellezza, e riuscire a cogliere la bellezza che c'è in ogni persona, e come queste immagini anche ci ricordano, anche in tutto ciò che ci circonda. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati in diretta, sempre qui a Sveglia Trieste. Allora torniamo sui giornali, andiamo a vedere una carrellata delle notizie principali internazionali sul Corriere della Sera. Dazi, l'Unione Europea insiste con Trump verso il disgelo con la Cina, Šefčovič, possibili acquisti per 50 miliardi di dollari, Piazza Affari in crescita con le borse europee. Qui vediamo tutti i dati economici. Andiamo ancora avanti, il doppio binario di Bruxelles, in arrivo una proposta agli USA e si tratta con India e Giappone, questa è la strategia. La guerra in Europa, aiuti militari dopo l'ok sui minerali, gli USA pronti 50 milioni per Kiev. Sarebbe il primo invio deciso da Trump. Bloomberg, in cantiere nuove sanzioni ai russi. Il giallo dei documenti, le trappole e le tutele, cosa c'è nel patto su cui conta Zelensky per salvare il paese? Sfruttamento o opportunità? Il Parlamento dirà la sua. Waltz degradato, andrà all'ONU, resa dei conti tra falchi e populisti, questo sempre negli Stati Uniti, via il consigliere per la sicurezza Miller in Paul, la scure sul budget, 163 miliardi di tagli. USA tiene il lavoro ma soffre l'industria, il Standard & Poor's taglia la crescita del 2025, gli Stati Uniti scendono dal 2 all'1,5%, l'Italia dallo 0,6 allo 0,5%. Meloni, leali a Trump ma mai subalterni, io troppe volte vittima di attacchi sessisti. Questi titoli principali che abbiamo già visto in tutti gli altri quotidiani relativi a questa intervista alla Premier. La Premier avanti sul premierato e parla di ricandidatura. Vediamo ancora. Sempre sul Corriere della Sera, occupazione lieve e frenata per donne e giovani, la lite sui dati, l'8 maggio incontro tra esecutivo e sindacati. Rush finale per il quorum sui 5 quesiti, si parla dei referendum, urne aperte l'8 e il 9 giugno, si vota sul Jobs Act e sugli anni di residenza per ottenere la cittadinanza italiana. Qui vediamo le date e i promotori. Domenica
domenica 8 e lunedì 9 giugno. I cittadini sono chiamati a partecipare al voto su 5 referendum abrogativi in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. Tra i promotori Più Europa, PRC, PSI, Possibili e Radicali, diverse associazioni e sindacati come la CGIL. Voci false e veleni contro Parolin, e qui si apre la partita del conclave. Pronto il comignolo dell'elezione, le bugie sulla salute come contro Bergoglio nel 2013. Il segretario di Stato resta tra i favoriti. Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, 70 anni, nato a Vicenza, è entrato in seminario a 14 anni, cardinale dal 2014. Qui vediamo anche le altre quotazioni per Luis Antonio Taglie, filippino e pro-prefetto del Dicastero dell'Evangelizzazione, cardinale dal 2012 a 67 anni, e poi ancora Robert Francis Prevost, statunitense, 69 anni, è stato prefetto del Dicastero per i Vescovi e cardinale dal 2023. Vediamo ancora da ieri in azione i Vigili del Fuoco sul tetto della Cappella Sistina, il primo voto il 7 maggio, poi 2 scrutini al giorno a partire dall'8. Conclave, ovvero scegliere il Papa e vedere Gesù. C'è un tratto distintivo profondo di questo terzo conclave del XXI secolo. Sembra che si svolga dentro una bolla nella quale non entra nulla che provenga dalla Chiesa. Nella transizione in corso da un secolo all'altro, da un papato all'altro, la Chiesa rischia perciò di sembrare lo specchio di un mondo sanguinosamente frantumato e per altri versi sedato. Don Matteo Zuppi, voce di Bergoglio, dalla CEI all'Ucraina, presidente dei Vescovi italiani legato alla comunità di Sant'Egidio. Questo è il suo profilo, prete di strada, nel capoluogo emiliano si muove in bicicletta e vive nelle abitazioni per i sacerdoti anziani. Allora, torniamo ancora al piccolo per le notizie più vicine a noi. Allora, prima c'è l'attualità, questo in realtà è una notizia dal Parmense: accoltella la moglie e si schianta con l'auto. Sembra ripercorrere una vicenda accaduta poco tempo fa a Udine. La colpisce ripetutamente lasciandola in gravi condizioni, scappa in macchina, va a scontrarsi contro un furgone. Poi ancora dramma familiare alla Mezzia Terme, uccide il figlio trentenne aspirante fotomodello e va subito a costituirsi. Poi 2 archistar, rischio processo per Boeri e Zucchi, chiuse le indagini su Biblioteca Bake. La vicenda è quella del concorso internazionale per la realizzazione della nuova struttura a Milano entro il 2026, contestazione anche ad altri 4. Crack Veneto Banca, pena ridotta per Consoli, condannato a 2 anni e 6 mesi. Cade durante la gara di cross, morto un pilota di 22 anni. Il trevigiano Filippo Morello è stato travolto dagli altri concorrenti, sequestrati motocicletta e casco. Qui vediamo Filippo Morello, il giovane di soli 22 anni, morto sulla pista del crossodromo di Versa, frazione di Romans di Sonzo, in provincia di Gorizia. Qui vediamo in un'immagine diffusa sui social. Vediamo il servizio realizzato dalla redazione di Treviso. Sono sconcertato perché mi hanno chiamato ieri pomeriggio che ero già via e mi hanno detto: guarda che gli stanno facendo un massaggio cardiaco. Mi hanno spiegato un po' il fatto, come è successo e niente. La comunità di Polcenigo è in lutto per la tragica scomparsa di Filippo Morello, il giovane motociclista di 23 anni morto nel primo pomeriggio di ieri a Romans di Sonzo durante una gara regionale di motocross. Originario di Orsago, Filippo era tesserato al Motoclub di Polcenigo, realtà sportiva che oggi piange la perdita di uno dei suoi ragazzi più promettenti. Ma Filippo, per quanto lo conoscevamo noi, era una persona splendida, veramente un bravo ragazzo, pochi così se ne trovano. Difatti siamo in un dispiacere infinito e grande, anche perché veniva a aiutarci alle gare spesso, era sempre disponibile. Purtroppo è successo il fattaccio e niente, così. Lui, se non ricordo male, era venuto che era minorenne, dovrebbe aver avuto 17 anni. E poi agonisticamente parlando invece ha iniziato l'anno scorso con delle gare di enduro,
per poi buttarsi nel cross. Difatti questa era la seconda gara regionale che faceva, e niente, andava anche bene come pilota, diciamo. Questa appunto la tragica notizia che abbiamo dato anche noi appunto nel telegiornale di ieri. Poi rivedremo insieme anche il servizio appunto sulla coppia di coniugi che invece ha perso la vita in un drammatico incidente, ma andiamo intanto a leggere ancora la pagina regionale del quotidiano Il Piccolo. Le frecce incantano, 15.000 fan a Rivolto, applausi per l'ultimo addestramento. Il comandante Marocco ha presentato la nuova formazione, una grande squadra, non meno di 15.000 persone, tante giovedì a Rivolto, hanno affollato la base aerea sede del 313° gruppo dell'Aeronautica Militare Italiana per quello che è stato l'appuntamento della tradizione, quello del 1° maggio, l'ultimo addestramento delle frecce tricolori in vista della nuova stagione, la numero 65 per essere precisi. Alpini a Biella con le Polo, Griffate, Friuli Venezia Giulia verranno consegnate alle 8 sezioni dell'ANA in vista della donata nazionale in Piemonte, in programma dal 9 all'11 maggio. Dalla regione partiranno almeno 5.000 persone. Nelle sfilate ci sarà così per la prima volta un colpo d'occhio unico. Vediamo ancora Ermal Meta sul palco alla Casarossa Arena lunedì 23 giugno con altri 9 big. Nuovo concerto a Gorizia con un messaggio per la sicurezza sul lavoro. Polemiche su toni F dei giorni scorsi, la regione sceglie il silenzio. Si era espresso anche il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna contro questo concerto, insomma, discusso. Nella seconda edizione di Safety Love avverrà il gemellaggio fra la carta di Urbino e la carta di Lorenzo dedicata a Lorenzo Parelli. Così Mestroni di Giri Promotorismo FVG: siamo molto soddisfatti delle scelte fatte a livello artistico. Vediamo ancora in Istria, Quarnero Dalmazia, viabilità, raddoppio della Y, via ai lavori a Matuglia, intervento da 17 milioni, aperto il maxicantiere per l'ampliamento dello svincolo, la nuova autostrada sarà completata nel corso del 2027. E poi sede unica del centro diurno, intesa con la ditta appaltatrice, la firma sul contratto per edificare la struttura di Veruda. Ma sempre in tema appunto autostradale abbiamo fatto un approfondimento sulla scomparsa di 2 coniugi triestini in un drammatico incidente sull'autostrada A4, questa coppia di triestini. Allora rivediamo insieme il servizio. Era in viaggio assieme alla moglie per andare a trovare il fratello residente a Oberzo, in provincia di Treviso. Una gita fuori porta, finita nel più tragico dei modi, quella di mercoledì mattina. Massimiliano Simonetti e Patrizia Furlanetto, triestini di 78 e 77 anni, sono deceduti dopo aver sfondato con l'auto il cantiere fra Latisana e Portogruaro al chilometro 452. L'attività di lavoro in corso era segnalata 1 chilometro prima. Secondo le ricostruzioni, sul posto per competenza la polizia stradale di Palmanova, prima l'auto ha investito i coni segnaletici, poi dopo aver impattato più volte sulla barriera di sicurezza ha centrato a grande velocità il veicolo della manutenzione di autostrade Alto Adriatico, che a sua volta ha tamponato il mezzo di un'altra ditta. Nessun operaio è rimasto coinvolto nell'incidente. Proseguono le indagini per appurare le cause della tragedia, come emerso fra le ipotesi quella di un malore dell'uomo che si trovava alla guida. Gran dispiegamento di mezzi quel giorno a seguito dell'incidente, sul posto i medici del servizio SUEM che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei coniugi nonostante la tempestività dell'intervento. I pompieri del distaccamento di Portogruaro invece hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata. Come giocoforza succede in questi casi, il traffico è andato completamente in tilt, con code chilometriche che hanno coinvolto tutto il tratto fra Latisana e Portogruaro. Allora andiamo ancora avanti sul giornale, sul piccolo della regione. Il viaggio senza confini del lupo Andrea, percorsi 1300 km in 5 mesi. L'esemplare, dotato di collare satellitare, monitorato dall'Università di Udine, è partito dal Pordenonese e ora è in Austria. Il lupo Andrea, vediamo, ha 1 anno e ha raggiunto un peso di 30 kg. Andiamo a vedere ancora il pianeta Scienza, cellule dendriti
politiche riprogrammate in chiave vaccino contro i tumori. I dettagli del progetto italo-serbo EPIC con ICG e B, coinvolto l'immunologa Benvenuti, saranno possibili poi altri usi. Dal centro di fisica all'OGS le tappe dell'argentino Rodrigo, vediamo qui il racconto di questo del personaggio, poi al microscopio di Mauro Giacca, sperimentazione sulla fibromialgia, la causa si cela nella flora intestinale. Ancora andiamo a vedere la pagina di Gorizia, eccola qui. Allora, qui c'è la pagina dell'economia, in realtà Danieli, ordine da 1 miliardo in Svezia, impianto high tech per l'acciaio green. Dicevo appunto le pagine di Gorizia e di Monfalcone, le pagine isontine del piccolo, eccolo qui, il paradosso del centro, qui siamo a Gorizia, strade piene di turisti ma molti locali chiusi. Boom di visitatori attratti da Go 2025, eppure di domenica e in altri giorni festivi riuscire a pranzare fuori è quasi un'impresa. Il sindaco Ziberna, i ristoratori si attrezzino, lancia questo appello. Interfacciarci con così tanti clienti implica una professionalità diversa, ammette Fabbro del Rosenbar, forse uno dei pochi locali aperti in centro. Gruppi da Belgio e Germania per la marcia senza confini, oltre 3.000 persone alla camminata a cavallo tra le due Gorizie nel segno di un'Europa capace davvero di abbattere muri e distanze. Piacciono spazi verdi, piazze e prezzi bassi, ma quei negozi vuoti fanno un po' tristezza. Questi alcuni pareri raccolti tra i turisti a Gorizia. I commenti degli ospiti intercettati ieri mattina nel cuore della città, evidenziate le numerose insegne storiche spente e cantieri aperti. Parecchie comitive non pernottano nel territorio comunale, bensì in altre realtà vicine da Cividale a Nova Gorizia. L'ascensore per arrivare al castello non è operativo, osservano Roberto e Gloria, i lavori andavano fatti prima. Sfida tra giovanissimi a colpi di tiri liberi in piazza Transalpina, invece l'iniziativa sportiva legata a Go Hope. Allora, poi ancora vediamo trentenne triestino morto in cella a Gorizia, l'abbiamo già visto il servizio appunto realizzato dalla nostra redazione, disposta l'autopsia sul corpo di Denis Maganuco, tossicodipendente, arrestato lunedì dopo il furto di farmaci a Staranzano. Rischio frane sul Calvario, lavori da 300.000 euro sulla strada d'accesso appunto al Monte Calvario. Siamo a Monfalcone, invece si inaugura la stagione estiva e qui vediamo il pontile di Marina Iulia. Allora, non ancora finito e già preso d'assalto, il nuovo maxi pontile conquista i bagnanti, c'è già insomma una parte della passeggiata, della camminata a mare della zona di Marina Iulia. Qui vediamo anche il sindaco attuale, l'ex sindaco, che passeggiano appunto lungo questo pontile. Cadde e si ferì nel cantiere, assolti 2 imprenditori, il processo per lesioni colpose, infortunio durante un'operazione di carteggio su un'impalcatura, la vittima, un operaio albanese, si fratturò il bacino, nessun colpevole. Landini continua a tacere su Fincantieri, l'intervento di Cisint in occasione del 1° maggio, poi ancora il PD deve cambiare, ascoltare questa città, la segretaria isontina Vito sul commissariamento appunto del partito a Monfalcone. Ora si apre una fase nuova, ha detto Sara Vito, il PD a Monfalcone deve cambiare, il partito provinciale accompagnerà il cambiamento. In breve l'ironia di Moretti, nuova giunta, dilettanti allo sbaraglio, siamo davvero al ridicolo, da ieri era un complimento, dilettanti allo sbaraglio, la realtà è che sono totalmente inadeguati a gestire una città complessa come Monfalcone, lo dice il consigliere Moretti commentando l'insediamento della nuova giunta comunale, un vice sindaco rimasto 3 giorni e da Guinness dei primati, avere il 70% non basta ad avere autorevolezza, se neanche a 3 giorni dalla nomina della giunta e a consiglio da insediare siamo già al secondo rimpasto di deleghe. Andiamo ancora a vedere nidi comunali, iscrizioni fino al 31, la procedura prevista in modalità telematica e ancora duetti di hashish in casa, Ronchese arrestato, il blitz dei carabinieri dopo gli appostamenti che avevano accertato una anomala
anomalo via vai di persone nella sua abitazione. Il pusher di 31 anni è ora ai domiciliari. Qui vediamo, restiamo sempre a Ronchi, fine settimana da tutto esaurito dopo il debutto del nuovo bed and breakfast, e dalla Tari al Palaroller le variazioni di bilancio a Ronchi sempre incassano l'ok in aula. Torniamo nel triestino, Trieste Sistiana, primo viaggio, passeggeri più che triplicati, la linea marittima Delfino Verde e il confronto dei numeri del 2024. È partito ufficialmente il 1° maggio il collegamento marittimo TPL Trieste Barcola Grignano Sistiana, realizzato con le imbarcazioni del Delfino Verde. La tratta sarà operativa tutti i giorni fino all'11 ottobre con 4 corse giornaliere, un avvio di stagione contraddistinto da numeri record con 967 passeggeri in tutto contro i 265 del 2024. A scegliere di imbarcarsi per raggiungere le diverse località del lungomare sono stati molti triestini, ma anche tanti turisti, sia italiani che stranieri, alcuni anche muniti di bicicletta, con la quale poi hanno fatto rientro nel centro di Trieste. Questa è la nuova partenza di questo servizio, che è molto molto apprezzato. Restiamo a Sistiana, la grande festa per Fantasia, ma rimane il nodo della Spa. L'approdo dell'imbarcazione storica ha tratto centinaia di triestini e di turisti e animato il borgo per una prova d'estate. Il centro wellness a mezzo servizio ancora. Quindi bellissima, affascinante, fattore determinante anche fortunata, e l'imbarcazione appunto costruita in Norvegia ben 111 anni fa, approdata il 1° maggio in quella che sarà d'ora in poi la sua collocazione abituale, il porticciolo di Portopiccolo. Qui la vediamo appunto a Portopiccolo. C'è ancora appunto qualche ritardo per quanto riguarda il centro benessere, che ancora ci racconta il piccolo a mezzo servizio. Appassionati e curiosi richiamati dalla gioiosa confusione e dalle auto d'epoca. Andiamo ancora a vedere le pagine del piccolo, quelle diciamo internazionali. Abbiamo già visto la questione del terzo mandato, anche l'intervista insomma alla Premier che abbiamo trovato un po' in tutti gli altri quotidiani. C'è la promozione di riconoscenza, questo spettacolo a ingresso gratuito al Politeama Rossetti il 16 maggio alle 21, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Vediamo l'attualità, decreto sicurezza, critiche all'urgenza, inasprire le pene non dà più protezione. L'analisi, la decisione del governo ha compattato magistrati, avvocati e camere penali contro il provvedimento. 14 nuove ipotesi di reato e condanne più pesanti per altri 9 reati difficilmente applicabili, dicono appunto sia i magistrati che gli avvocati e le camere penali. Il penale non basta contro la criminalità, messaggio illusorio per l'opinione pubblica. Blocchi stradali, truffe, cannabis e ordine pubblico, i punti principali dopo la pubblicazione in Gazzetta l'11 aprile scorso del nuovo decreto sicurezza. Zanonato, si torni alla politica, la strada civica è fallimentare, no alla tendenza dei piccoli partiti autoreferenziali che temono nomi forti. Questo è il dibattito invece per quanto riguarda la politica in Italia. Ancora l'attesa per il nuovo Papa, fra cardinali cresce la fiducia sull'unità, a confronto anche su scandali e abusi. Smentita come fake news la notizia di un malore di Parolin messa in circolazione da alcuni siti tradizionalisti americani. Nelle congregazioni generali continua il lavoro di preparazione in vista del 7 maggio. I preparativi per il conclave, il canto delle Piedonne a San Pietro, dal funerale alla messa pro Eligendo. Qui vediamo è stato montato il comignolo sopra la cappella Sistina, da cui ci sarà la fumata, ci saranno le varie fumate prima appunto della fumata bianca che annuncerà al mondo il nuovo Papa. Il colpaccio di Scorsese, a lui l'ultima intervista di Papa Bergoglio, le conversazioni filmate in Vaticano. Papa Francesco ha dato a Martin Scorsese la sua ultima intervista approfondita davanti a una telecamera. Le conversazioni dell'82enne regista di Silenzio, un film sui gesuiti in Giappone, con il primo papa gesuita della storia, sono state filmate in Vaticano lo scorso dicembre, incluse nel documentario
Aldeas News Story, il racconto di Scholas Occurrentes, una organizzazione no profit fondata dallo stesso pontefice nel 2013, anno dell'elezione, per promuovere la cultura dell'incontro tra giovani attraverso il cinema. Il film mostrerà giovani in Indonesia, Gambia e Italia che partecipano al programma e realizzano corti. Ancora dobbiamo continuare ad attuare il concilio come Francesco, parla il cardinale Joseph Coates. Tutte le manovre verso il conclave tra conservatori e progressisti. Da mercoledì 7 maggio i cardinali si riuniranno nella Cappella Sistina. L'elezione potrebbe avvenire già al secondo giorno di votazioni. Congregazioni e riunioni informali alla ricerca del nuovo pontefice. Il comignolo da dove uscirà la fumata bianca è stato rimontato ieri, l'abbiamo già visto anche in tutti gli altri quotidiani. Arcivescovo emerito malato, l'ipotesi del voto a distanza. Vinko Pulic è arrivato a Santa Marta da Sarajevo. Qui vediamo ancora la Romania torna al voto, ultradestra in vantaggio, grande favorito Simeon sulla scia dell'escluso Georgescu per i sondaggi al 30%. Possibili sfidanti il sindaco europeista di Bucarest Dan e il liberale Antonescu. Questa è la situazione appunto in Romania per quanto riguarda queste elezioni da ripetere. L'incognita TikTok, mobilitati moderatori di madrelingua e più di 100 analisti contro il rischio di campagne sotterranee. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria. Fra poco sarà con noi Uberto Fortuna Drossi. Restate con noi. Bentornati in diretta, 8:05 del mattino, diamo subito il buongiorno in questo sabato 3 maggio a Uberto Fortuna Drossi. Grazie. Buongiorno, ben arrivato qui nei nostri studi. Allora, stavamo così chiacchierando fuori onda di queste giornate che sono giornate di ponte, no? Festive, quindi anche di grande afflusso turistico qui in città a Trieste. Ieri l'abbiamo visto anche con la rassegna stampa sul Piccolo e anche parlando con la polizia locale prima nel collegamento, che c'è stata una giornata un po' pesante da quel punto di vista, no? Flusso di turisti, serie di incidenti, insomma caccia al posto auto, traffico in tilt. Non è stato facile, soprattutto per chi voleva recarsi in centro città in auto, no? Come è andata? Innanzitutto buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Questo c'è un aspetto positivo che aumenta ovviamente il flusso turistico, anche se delle volte la maggior parte mordi e fuggi, però diciamo che è un aspetto positivo, rende la città molto dinamica, di fatto Trieste è un centro commerciale, quindi tutto lo sviluppo dei parcheggi, del traffico deve essere basato su questo, perché la gente va nei vari centri commerciali che sono anche, bisogna prendere l'autostrada, benzina, fare chilometri in giro per la regione, ma perché ha il parcheggio fondamentalmente trova una situazione diciamo ideale, no? Poi c'è anche il problema dei negozi aperti comunque, e dei locali più che altro aperti. Sì. Il problema di Trieste era già previsto un flusso notevole già 25 anni fa, tanto che fu fatto un piano parcheggi che fu rispettato soltanto in minima parte perché sono stati fatti parcheggi che erano già stati avviati nel 2000. È fondamentale, manca un parcheggio sulle rive, quello già previsto sulla zona di Nazario Sauro, ma ci sono in questo momento contingente, manca il Molo Quarto, non dimentichiamo quello, manca il Molo Quarto. Sì, il Silos, dove il sindaco dice ma il Silos è vuoto, ma il Silos va adeguato. Ora, fatto come amministratore, avrei acquisito una parte anche dell'area adiacente al Silos, dove adesso mi pare sarà insediato il Cirque du Soleil, no? Sì, esatto, il retro diciamo del Silos. Nel retro a fianco erano previsti 1100 posti macchina. Ecco. Comunque quando era prevista la riqualificazione delle due aste del Silos, la Unieco era.
E lì forse prendere un pezzettino in più e adeguare questo benedetto parcheggio del Silos. Comunque uno non si può dire ma potevi andare di qua, potevi andare di là. C'è un problema di comunicazione anche e quindi forse al di là delle tabelle luminose che c'è in Viale Miramare che indicano, ci vorrebbe qualche cosa in più per migliorare. Qualcosa in più, qualcuno ha detto anche più polizia locale a così presidiare i punti, gli imbuti, diciamo, no? Sì, verissimo. In realtà c'erano, poi abbiamo visto, insomma, però forse potenziare, secondo lei? Ma certo, i vigili urbani non sono solo per dare le multe, per dire certo, assolutamente, fanno tante cose. Vero? Fanno tantissime cose, ad esempio il problema di Via Teatro Romano, che si era formata e si stanno formando sempre delle file incredibili che arrivano quasi fino al Palazzo dell'Anagrafe, per entrare dopo nel parcheggio di Via Teatro Romano e molti si incastrano già prima, quasi ad arrivare fino al semaforo infatti per dove c'è... Non mi ricordo mai Via del Mercato, mi pare, che è quella stretta. Sì, quella più stretta. Quella più stretta. E quindi magari perché uno non deve andare nel parcheggio, allora lì bisognerebbe un regolatore del traffico che dice state sulla destra. Dividetevi. Sì. C'è anche il problema poi delle soste selvagge, dei divieti di sosta, doppia fila, anche quello insomma complica un po' tutta la situazione, no? Quindi insomma non è di facile soluzione, insomma, smaltire questo tipo di... Ci sono delle soluzioni diciamo temporanee. Ad esempio il mercato ortofrutticolo, vedere un po' quella zona, parcheggi che possono durare un anno, 6 mesi, il tempo necessario per sopperire la mancanza del monoquarto, oppure anche all'interno del stesso Porto Vecchio ci sono delle aree disponibili. Porto Vecchio di cui si parla oggi sul giornale, è stato presentato tutto un po' il piano, ci si avvia all'esame decisivo attraverso la conferenza dei servizi, lo vediamo qui per quanto riguarda questo project financing con la proposta Costim, no? La proposta bergamasca di Costim, ottenuti via libera, si procederà all'indizione del bando sulla base insomma di questa proposta. Viene spiegato oggi un po' come si procederà da adesso in poi. Intanto parallelamente procedono anche i lavori per i sottoservizi, per l'asfaltatura, eccetera. No? Si è avviato già da tempo con i sottoservizi un aspetto positivo, utilizzando quei famosi 40 milioni stanziati ancora diverso tempo fa. E i tempi sono quelli, non si può accusare assolutamente l'amministrazione, però bisogna anche dire ai telespettatori che la Costim ha fatto una proposta di partenariato pubblico-privato, quindi andrà in gara e per chiarezza, perché non tutti lo possono sapere, la gara praticamente possono partecipare altre società o consorzi, associazioni di imprese e qualora sia un'offerta più vantaggiosa, la Costim ha il diritto di prelazione e se non lo esercita può rinunciare e viene ristorata delle spese del progetto. Ecco, quindi quindi non è ancora, lo prende la Costim, c'ha grossissima chance ovviamente. In pole position possiamo dire. Sì, perché comunque è il proponente. Proposta, però potrebbe esserci anche qualcuno che magari fa un'offerta diversa e quindi è possibile il rilancio, no? Eventualmente. Sì, io sono dell'idea, perché sento in città molte critiche, chi così, chi colà. No, io dico, tutto sommato, anche se non condivido il sistema, perché io avrei frazionato, avrei utilizzato Ursus, il consorzio Ursus del Comune, come un soggetto che garantisce da una parte la trasparenza del pubblico e dall'altro l'aspetto privato, e avrei prima ricercato i fondi e sarei stato, attraverso dei fondi di investimento, sarei stato più libero, visto che c'è una pianificazione portuale, nell'affidare 2 o 3 lotti per una questione di sicurezza e per accelerare i tempi, perché Costim ha 9 anni di tempo. Allora io non vorrei che tutto ciò
fosse fatto per surrogare il ruolo che aveva Ursus. Per affidare al privato, sperando che questo acceleri in qualche modo la quindi, però il dato di fatto positivo è che siamo partiti, se no diventava un'operetta, partiamo. Ecco. Per quanto insomma piacevole l'operetta, però in questo caso non andava bene. Eccoci, per sorridere, per continuare a sorridere, ci invia la vignetta Marco Englaro sui cosiddetti bottini, ovvero i cassonetti intelligenti. E sarà anche intelligente, ma il gacciolto ha anche bottiglie mezze piene. Sembra un po' così ubriaco questo. Non condivido minimamente non la vignetta. No, la vignetta è carina, salutiamo Marco Englaro. Io lo conosco dai tempi dei pinguini. Ecco, è vero. E non condivide la modalità, insomma, del cassonetto intelligente? No, perché la nettezza urbana ha un costo elevatissimo per la cittadinanza. E qui io non sono venuto per fare delle accuse assolutamente, ma delle constatazioni, e noi dobbiamo cercare di agevolare il più possibile il cittadino e non vessarlo con meccanismi dove sono alla fin fine questi meccanismi potrebbero essere adottati dal gestore stesso, come delle volte su certi trattamenti per la separazione dei rifiuti, no? Perché ci sono alcune città in Europa, perché sono organizzate, dove il costo del rifiuto non è così elevato come da noi, e per dire la verità anche producono un po' di meno, perché noi abbiamo una incidenza, ad esempio l'area metropolitana della Venezia Giulia produce 550 kg pro capite di rifiuto all'anno, ma è dovuto anche fondamentalmente dal packaging. Tu non puoi comprare un etto di qualcosa e avere mezzo etto di packaging. Infatti, e questo quello è vero. Poi noi abbiamo il termovalorizzatore e quindi adesso con la terza linea è potenziato, però non dimentichiamo che Trieste aveva una tradizione. Con questo non dico che non si debba fare la raccolta differenziata, io dico semplicemente che adesso la nettezza urbana, premetto che una volta si spazzavano le strade anche lavandole, costava il doppio. Costava, quindi è una spesa, oggi, no? È un servizio. Ieri no. Ieri no, quindi il motivo insomma è diciamo, il prendere in carico un determinato servizio a livello pubblico, secondo lei? Allora, certo, io sono sempre stato dell'idea, fin dall'inizio del periodo della privatizzazione delle municipalizzate, che ci dovesse essere da parte del Comune la certificazione ambientale 14001 che stabilisce gli standard, i quali standard qualitativi della pulizia, stabiliscono anche il criterio di rispetto di chi svolge il servizio, perché non dimentichiamo che Cegas è una società privata quotata in borsa, e questa società si deve assoggettare alle regole stabilite dal Comune. Quindi non è, a delle volte si dà la colpa alla Cegas, la Cegas dice no, mi dispiace, il Comune mi ha dato questo incarico secondo questi standard e quindi sviluppa il lavoro. Il problema per me nel momento in cui c'è stata questa privatizzazione e siamo ancora in una fase, chiamiamola fluida, utilizzando un termine abbastanza consueto, è che si è lavorato molto in queste privatizzazioni sugli aspetti finanziari e non su quelli industriali. Cosa vuol dire? Più guardare gli utili, invece degli standard qualitativi. Che è chiarissimo, che poi sono quelli che determinano la bontà o meno di un servizio. La qualità del servizio. E questo andrebbe posto insomma maggiore attenzione su questa questione. Non è né di destra né di sinistra, infatti, è che non venga fuori, perché l'amministrazione di una città, forse il vero aspetto politico è il bilancio, perché io alloco delle spese su un capitolo, su un servizio tipo anche sociale,
più o meno a seconda del mio indirizzo politico. No? E quindi certo. in questo caso appunto si dà l'indirizzo proprio, sì. no? Per poi la fruizione dei servizi da parte dei cittadini. Allora, Manuel ci scrive, Manuel e Piero ci scrivono 2 mail sulle polemiche dopo la celebrazione del 1° maggio. Scrive Manuel in particolare dopo le polemiche legate alla presenza delle cosiddette bandiere titine durante il corteo, ritengo opportuno proporre alcune riflessioni. Trieste è stata liberata dai partigiani jugoslavi il 1° maggio 1945, si tratta di un dato storicamente accertato, difficilmente contestabile, così come è storicamente innegabile che furono i sovietici a entrare per primi a Berlino, contribuendo in modo decisivo alla sconfitta del nazismo. È vero che i periodi bellici immediatamente successivi alla guerra sono spesso segnati da episodi di violenza, vendette, regolamenti di conti che però, dice Manuel, non possono e non devono riscrivere i fatti storici. Invece Pierpaolo, di lettura completamente opposta, dice doppiopesismo, mentre certa magistratura subalterna alla sinistra e quest'ultima in generale si stracciano le vesti per un saluto romano alle commemorazioni delle vittime dell'odio comunista, tutto tace invece in merito alle bandiere jugoslave con la stella rossa nei cortei del 1° maggio, eppure su qualche chiesa, come abbiamo visto appunto qui a Padriciano, per non dire della presentazione dei giochi da tavolo filo titini, insomma dice 2 pesi 2 misure. No? Ma c'è anche un altro tipo di magistratura, comunque ovviamente gli indirizzi politici di ogni soggetto non puoi, siamo in una democrazia. Certamente c'è la questione annosa, non dimentichiamo che prima di arrivare a Trieste c'era la gara tra l'esercito jugoslavo e quello americano, inglese, anglo-americano. Gli inglesi in fondo hanno finanziato Tito, quindi alla fine, ma io non voglio entrare nel merito di queste cose qua. E lì c'è, come anche a Berlino, c'è una gara per chi arrivasse primo. Esatto. Quindi bisogna contestualizzare, però è importante non mistificare la storia, certamente, ma anche è importante costruire in questo momento, difatti io dico sempre, sono un conservatore progressista, o è un ossimoro. No, io dico, bisogna mantenere il fuoco acceso della tradizione, ma non adorare le ceneri. Ah, ecco, è una bella immagine questa per la posizione, per illustrare la posizione del conservatore progressista. Sì. Chiarissimo. Allora, molto semplicistica. Vabbè, però insomma adatta, diciamo, al grande pubblico televisivo, no? Sì. Efficace. Allora, ci scrive Moreno, il giorno 8 maggio riapre lo stabilimento balneare Ausonia. Mi chiedevo se i lavori di restauro e risanamento anticipati anche da alcuni vostri servizi siano stati fatti oppure sono state parole al vento senza un seguito effettivo. Allora andremo a verificare, Moreno, non so esattamente lo stato dei lavori al stabilimento Ausonia, ma ha ragione perché fra poco insomma riapre, quindi poi queste belle giornate di sole, di caldo ci hanno fatto anticipare un pochino la bella stagione, la stagione estiva, quindi andremo a verificare. Se fosse messo a posto bene, sì. È un gioiellino. È un gioiellino in centro città alla fine, no? Quindi davvero... Bisognerebbe investire un po' di più, ma non far investire le cooperative, dare una mano. Dare una mano, no? Perché è un servizio poi per la città, i triestini sono molto legati ai loro bagni, anche il pedocin, penso. Pedocin è un'originalità quasi, diciamo, ormai... europea, perché non tocco, esistono dei pedocini anche in Iran. Sì, è vero, ma è un altro tipo di approccio. Ma quello è forzato, questo qui è volontario. Questo è volontario e viene utilizzato insomma ancora con grande passione dai triestini e poi anche visitato dai turisti, no? Perché è una particolarità nostra, tutta nostra in Europa. Allora, Vadim invece torna sul tema parcheggi. Buongiorno, visto il grande spazio disponibile nel Porto Vecchio, non si potrebbe costruire un parcheggio a più piani con un servizio navetta verso il centro? Saluti e buona giornata. Un parcheggio multipiano. Allora, il piano parcheggi pensate, sono passati 25 anni, anzi più 26 anni, prevedeva
Un parcheggio in piazza Ponte Rosso di 400 posti, parlo quelli a rotazione, non quelli fissi, sì. 360. Un parcheggio in Riva Nazareno Sauro di 400 posti dove era interessante la tipologia di realizzazione. Venivano realizzati dei blocchi, dei moduli a Monfalcone, venivano trasportati via mare, venivano affondati. Una tecnica comunque adottata sia in Giappone che in Olanda, quindi super collaudata. Ma stiamo parlando di 26 anni fa. Dopo un altro parcheggio era in piazza, non in piazza Garibaldi, ma nella confluenza con via Carducci, scendendo e salendo Corso Saba. Sì. Lì era previsto 230 posti macchina. E poi era previsto l'ampliamento del Silos, 1100 posti macchina però ad opera del privato a fianco al Silos, ritengo fondamentale in quella zona lì. Il telespettatore ha citato Portovecchio, sì, in Portovecchio sono previsti dei parcheggi, indubbiamente, adesso non disgraziatamente, purtroppo bisogna anche pensare che stanno lavorando e quindi c'è un aspetto contingente. Pertanto erano previsti 2400 posti macchina, ma l'interscambio, cioè cosa vuol dire il parcheggio di interscambio? Faccio l'esempio quello di Via Locchi, che poi è stato destinato pertinenziale alla piscina, perché nella nostra regione per ogni posto a sedere, cioè per ogni 2 posti, adesso non ricordo bene, un posto macchina. Quindi perché è stata fatta la piscina lì dove oggi la Bianchi, no? Sì. Perché semplicemente l'amministrazione aveva un contenzioso con una società del gruppo Fiat, contenzioso con quel parcheggio perché non si erano messi i divieti di sosta in tutta l'area e oltretutto non veniva nemmeno utilizzato come parcheggio di interscambio, benché non sia molto lontano dal centro e ci fosse anche un servizio pubblico. Perché ormai è collaudato che le isole pedonali, chiamiamole così, non possono avere un diametro più di 800 metri. E i parcheggi, perché? Perché in fondo una persona che viene anche da fuori, se sta tutto il giorno a Trieste, è un discorso, può impiegare mezz'ora, un'ora per andata e ritorno per arrivare al parcheggio, tra attesa del pullman, del bus. In questo caso no, nel caso della maggioranza non è così, quindi deve essere un flusso molto, ma molto dinamico. È chiaro, quindi è questo il punto che non funziona tra i parcheggi di interscambio cosiddetti sì, perché la circolazione in centro. Dopo togliere le macchine dei residenziali dalle strade vuol dire creare dei parcheggi, ad esempio a Roiano, per dire, era anche lì previsto un 230 posti macchina dove c'è l'area di trasformazione dell'alta tensione che viene giù da Officina. Sì. Sono tantissimi progetti che sono stati abbandonati per timore anche della reazione della popolazione, no? C'è la raccolta delle firme e poi dopo adesso si piange. Allora una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Una domanda tecnica. Dica. Io ho visto lungo le coste adriatiche della Romagna, eccetera, le difese a mare realizzate con dei affari in cemento chiamati tripodi, i quali sono proprio stati progettati proprio per fare questa funzione, in più si agganciano l'uno all'altro e quindi creano una barriera molto solida. Qui da noi invece si sono ritornate i grandi massi, cioè, di una tecnologia vecchia, più questi massi sono stati presi da qualche parte, quindi hanno creato anche un danno ecologico non indifferente. Volevo un commento, grazie. Grazie Gino, buona giornata. Dice appunto in altre parti d'Italia si utilizzano i tripodi come difesa a mare, no? Come barriera. Sì, di solito si usano nelle zone dove è difficile portare la pietra o dove non ci sono grandi cave di pietra. Certamente
Gino ha sollevato anche l'aspetto ambientale, cioè questa pietra la estrai da qualche altra parte, quindi crei un buco, cioè una cava. I tripodi hanno creato qualche problema di fronte a una specie, ma non è che hanno creato, c'è stato il solito problema di alcuni ambientalisti che hanno contestato, ambientalisti in termini paesaggistico, non in termini di inquinamento. Sì. E quindi hanno contestato e alla fin fine sono riusciti a far vietare in alcune zone. E ovviamente sono brutti esteticamente da questo punto di vista del paesaggio. Allora, facciamo l'esempio di Barcola. Molti, sicuramente Gino si ricorderà che a 20-30 metri dalla riva, io penso, Gino ha più di 20 anni? Siamo sabato, possiamo scherzare un po', dai. Si può scherzare, dai, si può scherzare. A 20 metri c'era una scogliera di difesa e che piano piano con il tempo è sprofondata. Esatto, infatti. Lo Stato dovrebbe ripristinare quella costiera contribuendo con 2/3 e 1/3 l'ente locale. Giustamente. Sì, no? 2/3 lo Stato e 1/3 la regione in questo caso, no? Sì. E quindi noi ci immaginiamo dei tripodi lì. Francamente, dal punto di vista estetico non mi piace, però noi abbiamo abbastanza pietra ancora da utilizzare senza fare disastri di carattere ambientale nelle montagne, no? E lì è un caso specifico, ma se ad esempio faccio una marina o un luogo così dove non incide, i tripodi sono l'ideale. In quel caso insomma sì. Sono più sostenibili forse. Sì. Allora una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Fulvio, buongiorno a lei. Buongiorno a tutti voi. Allora, come tante volte ho detto, le deficienze, non parlo degli altri paesi perché non ho tanta conoscenza, ma di Trieste le deficienze ci ne sono tante. Cominciamo dalla sanità, alla scuola, a tutto il resto. Basta vedere che oramai siamo una città di vecchi 200. Però ultimamente tutti si stanno svegliando perché l'economia purtroppo stagna e anzi non magari stagnasse ma va indietro, retrocede in continuazione e il futuro non è certamente roseo. Adesso anche gli industriali del Friuli, Venezia e Giulia si sono svegliati con l'allegato ottavo. Solo vede, non c'è solamente l'allegato ottavo, perché il signore che l'ha è sufficientemente intelligente per capire che dove c'è una cosa ci sono anche altre. E parlo del trattato di pace. Noi qua veniamo derubati dal 1954, tutti i partiti indipendentemente, tutti i governi, che siano stati di destra, di sinistra, di centro, alto o basso. E nessuno ha il coraggio della verità, nessuno dice la verità. Basta tirar fuori il trattato di pace, se poi vogliamo parlare, ma di Osimo non mi parlano più. Fino a un paio di anni fa tiravano fuori Osimo, ma con Osimo è finito tutto, ma qua adesso Osimo, ma se vogliamo tirarlo fuori, tiriamo fuori anche Osimo. Perché non tirate fuori il trattato di pace e leggete gli allegati? È legge della Repubblica Italiana. È legge della Repubblica Italiana, basta avere il coraggio della verità e non seguire un'ideologia, ma seguire la giustizia. Grazie e una buona giornata. Buona giornata a lei. Allora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria e risponderemo subito dopo, a fra poco.
Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Uberto Fortuna Drossi di Trieste Città Metropolitana, che è qui con noi a rispondere anche alle vostre domande. C'era il signor Fulvio prima che parlava di un tema che le sta particolarmente a cuore, mi diceva adesso così fuori onda. No? Sono due aspetti. Certo che avete creato una famiglia, famiglia, per le quattro è incredibile, sì, e questo è un fatto molto positivo, perché vuol dire aver fidelizzato il telespettatore. Allora, signor Fulvio, sono due aspetti. Lei, probabilmente lei sa, io sono un autonomista proprio, però quello che lei ha detto lo sottoscrivo pienamente, non c'è problema, però bisogna anche tenere presente che la classe politica non è molto coraggiosa ad affrontare nuovi percorsi, perché cambiano gli assetti. Quindi sono aspetti che possono creare una certa imprevedibilità dal punto di vista politico partitico. E purtroppo è così. Difatti ho sempre ragionato dicendo, bene, intraprendiamo il percorso dell'area metropolitana, che è un piccolo tassello, è un piccolo passaggio. Perché sono un autonomista? Perché ritengo che l'autonomia dia la possibilità, nel bene e nel male, però il male è solo l'inizio, è di assumersi la responsabilità in proprio. Cioè la città si assume la responsabilità della propria gestione non perché le viene imposto da un ente superiore che può essere la regione o lo Stato, ma a seconda delle sue capacità. Quindi possono essere buone capacità e non buone capacità nel sviluppare un territorio. Quindi per me l'autonomia è assunzione di responsabilità delle proprie decisioni, e questo è un discorso. Quindi lo sottoscrivo, il discorso dell'allegato ottavo, del trattato di pace, però diciamo step by step, passo dopo passo. Per quanto riguarda l'economia invece, allora abbiamo creato una città molto vitale, no? Cioè, molto dinamica nel flusso, abbiamo visto anche in questi giorni. Si è puntato molto sul turismo, però teniamo presente che è sempre un turismo di 2 o 3 giorni, perché dopo lì si esaurisce. Certamente ci sono molte mostre, sono pacchetti di mostre, ma però sempre a delle volte uno di Bergamo non viene a vedere una mostra dove è già stata fatta magari a Milano, a Piacenza o via dicendo, più vicino a lui. Ma comunque va bene così per adesso. E il problema è l'economia, quella vera, quella, chiamiamola una tipologia industriale, produttiva più che industriale, produttiva. Allora, noi a delle volte accogliamo delle grandi imprese come se fossero i salvatori della patria, ne parlavo prima di questo. È vero. E lì abbiamo grandi aspettative, ma le grandi imprese, va bene, d'accordo, possono essere accolte, ma bisogna sviluppare invece un territorio produttivo di altissima tecnologia. Per quale motivo dico altissima tecnologia? Perché noi abbiamo dei centri di eccellenza e arrivare dalla scienza teorica a quella applicata è fondamentale. Quindi come può incentivare questo? Può incentivare solo in un modo, agevolando le imprese, stendendo o i nuovi soggetti, le start-up, stendendo dei tappeti rossi, ma imprese anche di 20-30 persone, però sono tutte persone di altissima scolarità, quindi di un certo tipo di cultura, quindi si crea un tessuto, dal punto di vista un tessuto sociale molto preparato ad affrontare anche i problemi con giudizi obiettivi e non soltanto di pancia, perché la cultura e l'istruzione hanno un significato. Non è una colpa essere ignoranti, è assolutamente, non voglio dire questo, non è una colpa, è una causa però. Allora quindi, ad esempio, in Germania, facciamo degli esempi, Fulvio diceva non conosco, però in Germania sono state utilizzate delle zone industriali altamente inquinate, dopo aver ovviamente bonificato, dove sono state insediate delle piccole imprese, ma moltissime, nella Valle del Ruhr, tanto per dirvi,
dove lo Stato o la Regione in questo caso ha finanziato superando i vincoli della Comunità Europea, cioè che sono i de minimis, oltre un certo importo, adesso mi pare 220.000 euro, non puoi finanziare. E hanno ceduto i terreni in concessione, non in vendita, in concessione trentennale, a prezzi, chiamiamoli così, ricognitori. Cosa vuol dire? A prezzi molto bassi. Perché tu non puoi fare un ragionamento di insediare un'impresa, il comune decide di venderla a prezzo di mercato. Certamente c'è un problema con la Corte dei Conti e tutto quanto, ma se è ben spiegato, la Corte dei Conti può approvare, perché c'è chiamiamolo un'economia indotta che crea il pubblico. Ritorno, insomma, e c'è un ritorno. No? E in questo modo hanno stabilito attraverso un piano regolatore come quello del porto, come quello della città, che si possono insediare soltanto imprese tendenti a inquinamento zero, tendenti, perché non esiste. E cosa vuol dire? Imprese di altissima tecnologia, questo è il discorso. Trieste ha bisogno, è necessario per la sua vita, che aumenti un po' la popolazione e non diminuisca. Ma che popolazione vogliamo? E qui verrò tacciato da razzista, sociale, no? Popolazione altamente specializzata e preparata ad affrontare e a lavorare in queste imprese di altissima tecnologia. Possibilmente anche giovane. Quindi ma è certamente, no? ovvio, Perché... io ormai ho fatto la mia parte, posso soltanto dire voglio dare una mano, ecco. Non sono da mettere in discarica. No, assolutamente, non era quello il discorso. Allora, la telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, sono Dino, buongiorno a lei. Dino, buongiorno. Ecco. Allora, giustamente hai fatto un discorso perfetto, Drozzi, perché io volevo farti questa la stessa domanda, però volevo chiedere a te, visto che sei stato un uomo pubblico con Eli, mi sembra che quelli 10 anni sono stati 10 anni proficui per la nostra città, abbiamo visto la differenza, dopodiché il nulla, ma non per screditare, diciamo, la parte che adesso, purtroppo il teatro ormai è 20-25 anni. Tu, da quando sei uscito dalla casa comunale, a Trieste avevano delle industrie, queste industrie facevano lavorare l'indotto, facevano lavorare gli artigiani, avevamo la bellezza di tantissima gente che aveva il suo posto di lavoro. Oggi abbiamo una città deindustrializzata, cioè non abbiamo più industria, non abbiamo più nulla. La gente va via perché non ha un futuro. I ragazzi quando finiscono di scuola, io quando parlo con loro che mi vengono a dire, noi a Trieste abbiamo tutte cose fatte negli anni 70-80, guarda il sincrotone, guarda l'area di ricerca, la Sissa, tutte cose fatte 30-40 anni fa, prima che arrivassero questa giunta. Allora io l'unica colpa che faccio a questa giunta, oltre che aver fatto qualcosa di cambio, che poi voi quando avete finito i vostri 10 anni in comune avete lasciato una grande viabilità, le riforme già approvate dal comune in consiglio comunale per riformare la città e di trasformarla anche il centro di Trieste. Il Piazza ha fatto qualcosa, per l'amor del cielo, nessuno vuole dire, però non sono stati in grado al passo delle nuove tecnologie che venivano fuori. E noi come Trieste, come città, come provincia, siamo emarginati dalla concorrenza, dall'industria e anche dalla parte tecnologica. Se io guardo in Friuli, gli appalti che prendono certe ditte che non sono tanto grandi, ma vanno in giro per tutto il mondo, perché hanno saputo a inserirsi e stare al passo della tecnologia, dello sviluppo. Qua da noi questo non c'è stato, abbiamo visto oggi il caos per i turisti, ma i turisti chi fa lavorare? Farà lavorare qualche pizzaiolo, qualche ristorante, ma i soldi per far lavorare Trieste i ragazzi giovani, dargli un prospetto, dargli un futuro con un stipendio adeguato, non ce n'è più e se ne vanno via 1500 persone ogni anno quando finiscono di fare la matura all'università. E infatti, come dicevi tu, hai un incremento di popolazione dovrebbe esserci, ma i ragazzi che se non hanno un futuro si sentono aperti. Io conosco ragazzi che hanno fatto l'università, davano lezioni addirittura in privato
e sono andati in Danimarca, sono andati in Svezia, sono andati via perché qua non avevano un tocco. Cioè, purtroppo questa amministrazione che abbiamo non ha saputo tenere il passo dello sviluppo, e Trieste oggi è orfana di quelle basi che avevano bisogno i nostri giovani per la sicurezza. Ciao dell'OSI, sono Dino, ciao Certipò. Grazie Dino, buona giornata. Grazie Dino. Allora, io all'inizio ho detto che noi a Trieste abbiamo creato una certa vitalità, no? Quindi con questo turismo mordi e fuggi, ma non sto dicendo che è negativo, che non ci debba essere, ma certamente non è l'economia della città, è una parte dell'economia della città. Quindi delle volte bisogna creare anche un aspetto, chiamiamolo così, entusiastico della vita, no? E difatti Trieste in termini di qualità della vita è ben classificata. Però il problema, come diceva anche Dino, è proprio quello di non far fuggire i giovani. Ahimè, io alcune settimane fa è stato fatto un sondaggio su giovani tra 25 e 35 anni. Io sono rimasto stupito perché la maggior parte, la domanda è che cosa vorresti che si facesse in Porto Vecchio. La maggior parte palestre, locali e via dicendo, cioè tutto quanto, per tutto quello che riguarda il tempo libero, ho visto, è il divertimento. Ok, nessuno nega questo, anzi... è anche sano da un certo punto di vista, no? Che i giovani abbiano voglia di... Lo dico con grande presunzione, lo dico, innanzitutto non sono stati 10 anni di amministrazione Illy, ma sono stati 8, meno di 8, perché lui ha dato le dimissioni nel 1997. Io fui chiamato un anno dopo l'insediamento di Illy, quindi in 7 anni. Errori ne ho fatti, e vi dico anche errori che li ammetto, anche perché mi rendo conto che quando tu passi dal privato al pubblico come amministratore e ripassi di nuovo al privato, ti si apre un mondo e ti si apre anche hai una diversa prospettiva. Non dimentichiamo che in quel periodo c'era Tangentopoli e quindi tutto era bloccato, tutto era ingessato, c'era da parte dei funzionari una notevole paura nell'affrontare le cose. Ho avuto solo il pregio di assumermi la responsabilità con tante delibere affinché i funzionari, i dirigenti si sollevassero da certe responsabilità. Poi è entrata la Bassanini, vabbè, ma è inutile parlarne di questo. Sì, Dino, cosa devo dire? Ha fatto delle osservazioni dove secondo me ci sono le ricette per incrementare l'aspetto industriale, che deve essere un aspetto industriale produttivo di altissima tecnologia, perché il problema fare aumentare la città di persone, metto 5-6 industrie tipo Ferriera, dico, faccio un assurdo. No, noi dobbiamo, che cosa? Abbiamo bisogno di un'immigrazione, chiamiamola così, cittadina di altissimo profilo, non intellettuale, perché l'intelligenza delle volte è molto settoriale, di formazione, di scolarità, ecco quello che dicevo un attimo fa, e quindi è importante questo, se no Trieste piano piano si spegne, questo è il dato di fatto. E purtroppo, non per essere ecumenico, ma c'è stato anche 5 anni dell'amministrazione Cosolini, io ritengo la mancanza di coraggio di tutte le amministrazioni nell'affrontare e guardare il futuro. D'altronde la maggior parte dei politici sono dei surfisti, preferiscono cavalcare l'onda del consenso, ma l'onda si infrange sugli scogli o sulla spiaggia e quindi aspettano un'altra onda. E non si governa così. Per non citare sempre altri stati, noi dobbiamo sempre ragionare da qui a 20 anni. Da qui ogni amministrazione deve guardare oltre l'orizzonte. Allora, ci sono anche le mail dei nostri telespettatori
Ne leggiamo qualcuna. C'è Alessandro che criticava anche lui il altro che momento magico, dice: stiamo cadendo verso il baratro, la nostra città è lasciata sola allo sbando in mano ad amministratori incapaci. Insomma, è critico, parecchio critico Alessandro. Il vostro ospite di oggi dimostra chiaramente che non occorre essere di destra o di sinistra per avere idee sane, il momento dei tifosi deve finire. È un po' il discorso che facevamo anche prima fuori onda, no? Quello delle tifoserie, della troppa partigianeria in qualche modo. Poi c'è Paolo ancora, dice: perché non mettete mano al parcheggio di Piazzetta Belvedere? Questo è un altro suggerimento invece in tema di parcheggi, che è sempre un tema molto caldo, no? Anche alle nostre trasmissioni. Scrivo perché vi seguo spesso il sabato mattina, ci scrive Gabriele, e sento molto spesso i politici locali parlare di parcheggi, turismo e suoi risvolti positivi sul commercio al dettaglio. Sento invece molto meno parlare di industria e progetti per favorire e attrarre imprese ad alto valore innovativo e tecnologico, lo facevamo adesso, no? Fortunatamente la posizione della nostra città attira naturalmente investimenti in questo senso, ma l'impressione che ho è che l'amministrazione sia passiva a riguardo invece di cercare di incentivare e dirigere questo processo. Ancora complimenti, vorrei fare i complimenti all'ospite per la pacatezza e i modi con cui risponde ed espone. E poi la frase sul fiamma accesa e ceneri a proposito di commemorazione di bandiere mi è piaciuta tantissimo, bisognerebbe usarla di più per sedare gli animi, dice Renata. Grazie anche a Renata, insomma, per questa opinione. Sì, è molto facile. Allora, rimane sempre tanto per dire frasi citate, no? L'unica cosa di immortale di noi mortali, l'unica cosa di immortali di noi mortali è la memoria. La memoria. Ed è importante questo, ma non può essere strumentalizzata, questo è il discorso. La memoria ci serve per crescere, per migliorare, e il rancore è la più brutta cosa. Le rivendicazioni per quale motivo? Diventano sterili. Ma io non vorrei entrare su questi aspetti qua, anche perché siamo sabato, e sabato la gente ha già... dico semplicemente che questi discorsi che io faccio, e ringrazio i telespettatori dei complimenti, se fosse stata adesso un'amministrazione di sinistra, di centro-sinistra, li avrei fatti comunque, perché bisogna avere visione, coraggio, coraggio, coraggio. D'altronde, guardate telespettatori, che i politici non sono tanto peggio di chi li elegge, a delle volte non dobbiamo farci suggestionare, perché ognuno guarda l'interesse particolare a discapito di quello collettivo, quindi a delle volte bisognerebbe entrare più sui programmi delle amministrazioni e sul rispetto. Il momento magico, insomma, guai se ci basiamo sulla magia. La magia la dobbiamo vivere nella nostra intimità. Quello è un'altra dimensione. Sì. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno loro, signori triestini e friulani. Buongiorno Franco. Signor Fortuna, bene quello che ha detto il signor Nino di prima, no? Abbiamo svenduto tutte le fabbriche, eccetera. Ma adesso cosa si fa per migliorare? Cosa si fa? Signor Fortuna, io e lei con la mole che abbiamo, no, potremmo andare a prendere ad esempio il prefetto e il questore, sollevarli di peso prendendoli per le orecchie e fare usare il metal detector nelle piazze. Si risparmierebbe tanti accoltellamenti, la polizia e le forze dell'ordine sarebbe più tranquille invece di andare a cercare chi ha il coltello in tasca. Possibile che non si possa fare? Roma è stato fatto, nella riviera di San Saba è stato fatto, perché non si fa dopo 100 giorni e più che io
chi batto continua sopra a non dircelo, si fa. è vero, Allora Franco. siete complici Grazie di queste, Franco di questi da Udine, che ogni accoltellamenti. giorno anche lui insomma ci racconta questa sua soluzione al problema appunto delle risse, degli accoltellamenti in città, ponendo un metal detector nelle piazze, un po' difficile forse no, da quello è realizzare, difficile, no? secondo me, però secondo me la polizia esegue una sua schedatura, no? La fa. Lo fa già. Io ricordo nel passato, quando avevo 17-18 anni, ai tempi delle radio private, 20 anni, venivamo controllati perché pensavano sempre che fosse qualcosa di eversivo, no? Le radio libere, no? Le radio libere, sì. Quindi sì, non erano erano considerate radio pirata, perché erano, pirata, è vero, fino è vero. al 10 giugno 1976 erano radio pirata. Ancora radio pirata, è vero, è vero. Quindi oggi come oggi tu devi fermare, la polizia può fermare le strade e fare con il metal detector, con quell'affarino che si utilizza, non il portale, controllare il discorso dei coltelli e via dicendo. E qui è un problema piuttosto annoso di mediazione culturale, di tipologia di immigrazione, tutta una serie di cose. Io certamente non lo nascondo, dico sarei molto molto più rigido su alcune osservanze, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e per quanto riguarda la formazione di una nostra nei confronti dei immigrati, far capire come si svolge la nostra società e quali sono le tradizioni e le usanze, no? E quindi su questo aspetto sarei molto rigido. Allora, ci scrive Claudio Visintin, dice buongiorno al suo ospite, ammiro Fortuna Drossi, lo ricordo ottimo amministratore, sono Claudio Visintin, avete parlato di posteggi, volevo segnalare dove non occorrono i parcheggi e mi riferisco il primo Air Show in Friuli Venezia Giulia sarà quello del 25 maggio a Grado, imperdibile, ci sarà il vostro inserzionista, il pilota Aldo Amabile, orgoglio triestino, grazie della segnalazione, insomma andremo a vedere anche l'Air Show. È un comunicatore delle Frecce Tricolori. Esatto, sì. È un tifoso delle Frecce Tricolori. Quello mi sta bene, quella tifoseria. È appassionato. A me no? mi fa, ogni volta che le vedo le Frecce Tricolori mi vengono gli occhi lucidi. E infatti non è l'unico, insomma, Claudio, no? Piacciono davvero a tutti, possiamo dire così. No? Sì, qualcuno dice sono strumenti di guerra, strumenti bellici. Vabbè, però piacciono sempre. È nella natura dell'uomo la guerra, anche se non dovesse esserci. Anche se sì, in questo periodo, insomma, purtroppo ce ne sono anche di molto gravi in giro. Allora, c'è una telefonata, poi dobbiamo concludere la prima parte della trasmissione. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. È caduta la linea, allora concludiamo qui la prima parte della nostra trasmissione. Io ringrazio molto Uberto Fortuna Drossi per essere stato con noi, lo invito a tornare a trovarci presto. Grazie dell'ospitalità, mi fa sempre piacere anche sentire i telespettatori, difatti ero un grande frequentatore delle circoscrizioni perché credo moltissimo nel ruolo delle circoscrizioni, benché siano, anzi sono sottovalutate. Sono molto sottovalutate, è vero. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra poco sarà con noi Elena Danielis, segretaria del Movimento 5 Stelle. A fra poco. Bentornati in diretta, allora siamo in attesa di avere qui in studio l'ospite, probabilmente qualche minuto di ritardo, ma andiamo anche a leggere le vostre mail. C'è Sabrina che ci segnala in Viale Miramare all'altezza della gelateria Medusa Barcola c'è un cantiere da mesi e mesi, aspetteranno di fare i lavori a Ferragosto, come è possibile non si riesca a chiudere quel cantiere che rallenta il traffico in inverno, figuriamoci in estate. Ancora traffico urbano,
c'è Enrico che ci scrive: buongiorno, in un contesto europeo nel quale la green economy viene presentata ai cittadini come unica soluzione a tutti i mali e dove media, politici e scienziati ci bombardano di pannelli solari, vetture elettriche, isolamenti con polipropilene eccetera, si continua a parlare di ampliamento di parcheggi e quindi di incentivazione del traffico. E questo forse è un controsenso? Chiede Enrico. Voleva condividere qualche riflessione con il nostro ospite precedente, magari gli gireremo la mail. Luca ci scrive: magari la mia sarà una visione azzardata o troppo intraprendente, ma credo che l'idea di modificare lo status amministrativo di Trieste come quello di attribuirle il titolo di città metropolitana andrebbe impreziosita da un coinvolgimento in questo progetto delle vicine principali località slovene. Penso a Sesana innanzitutto, Erpelje Cosina, Ankaran Koper. So che sul piano burocratico un'impresa non da poco, ma forse sarebbe molto più efficace un'area metropolitana transfrontaliera, quindi aperta oltre i propri confini, piuttosto che una chiusa su se stessa. E lo stesso dovrebbero fare fra Gorizia e Nova Gorizia, questo dice Luca. Gianni, il signor Gianni, la signora Buccarella e il signor Rossi Fortuna auguro a loro e alla città un sabato sereno, sereno come dovrebbe essere oggi ogni ricordo, ogni commemorazione. Ho sentito dall'ospite, non so se si possa definire una metafora o qualcosa di diverso, ma per me rimarrà forse il più bel concetto sulla nostra tormentata fine della guerra, dice Gianni. Già era stato apprezzato anche da altri telespettatori questa metafora sulla fiamma e la cenere. Poi ancora: ho comprato casa 22 anni fa in Friuli, scrive Alessandro, lasciando la mia Trieste perché era invivibile a causa di mancanza di parcheggi, traffico, inquinamento, eccetera. Adesso vi sto seguendo e ci sono sempre gli stessi problemi. Che peccato. Personalmente non mi conforta per niente sapere che certi stranieri sono schedati, dice Patrizia, se poi girano con i coltelli liberi di delinquere. Si riferisce a quello che diceva prima appunto il nostro ospite precedente. Allora torniamo ancora sul piccolo, questa polemica di cui si parlava prima, stelle rosse sulla chiesetta, resti casa di preghiera, oltre ai garofani e partigiani uno striscione sull'edificio di Padriciano, non di proprietà della curia, Monsignor Trevisini, noi e la parrocchia all'oscuro, interrogazione alla Camera sui vessilli titini. Ancora andiamo avanti, non abbiamo fatto in tempo prima a leggere le pagine dello sport del piccolo, allora lo facciamo ora. Vediamo per il basket, la Serie A, Brooks blindato, continua il matrimonio tra Trieste e l'Ala ex Milano e Reyer. Sono al settimo cielo, ma per me questo è solo l'inizio. Spunta il nome di Brase per il dopo Christian, già con Arcieri a Varese nel 2022-23. Noi abbiamo realizzato anche un servizio ieri proprio sulla situazione del basket della Pallacanestro Trieste, rivediamolo insieme. La Pallacanestro Trieste guarda già alla prossima stagione e inizia a definire i primi tasselli del progetto tecnico per il campionato di Serie A 2025-2026. Sul fronte allenatore prende sempre più quota il nome di Matt Brace, ex coach di Varese, attualmente parte dello staff dei Philadelphia 76ers in NBA. Brace, già protagonista in Italia con un gioco brillante e risultati solidi, potrebbe rappresentare il profilo ideale per guidare la squadra sia nel campionato italiano che in una possibile avventura europea, in caso di qualificazione alla Basketball Champions League. Il legame tra Brace e alcuni giocatori già presenti nel roster come Willie Ross e Jerome Brown, entrambi allenati da lui a Varese e recentemente confermati a Trieste, rende l'ipotesi ancora più concreta. La conoscenza del campionato, l'esperienza internazionale e la sintonia con la visione tecnica del direttore sportivo Mike Arcieri lo rendono uno dei nomi più accreditati, anche se al momento non ci sono ufficialità. Sul fronte delle conferme, la società ha rinnovato il contratto di due figure fondamentali. Jeff Brooks, ala forte con doppio passaporto, resterà in biancorosso. La sua esperienza, la solidità difensiva, la versatilità e il carisma nello spogliatoio sono stati determinanti nel corso della stagione, lo saranno anche in futuro. Estensione pluriennale anche per Francesco Nanni, assistant coach arrivato nel luglio del 2023. Oltre al suo apporto tecnico, Nanni si è distinto per l'impegno nelle attività di comunità, rafforzando il legame tra squadra e territorio.
Allora, questa è la situazione del basket, ma andiamo a vedere anche il calcio, la Serie C, andiamo ancora sul giornale. Gentilini ci crede, nei play-out del 23 c'era lui sulla panchina della Triestina, vedo la squadra in forma e Tessere un'assoluta garanzia. Il test, unione di Scena a Ferrara, aspettando gli spareggi salvezza. Oggi l'amichevole contro la Spal, assente Olivieri. Allievi caccia al terzo posto, serve un successo con Caldiero per quanto riguarda le giovanili. Poi c'è naturalmente anche la Trieste Spring Run, cresce, superati i numeri del 2024, domani grande appuntamento con sia la Family che appunto la gara vera e propria, le 21 km, oltre 2300 partecipanti, 400 atleti in più rispetto all'anno scorso. Anche la Bavisela Family Run destinata a raggiungere iscrizioni da record. Oggi nella cornice di Piazza Unità spazio alle prove di Nordic Walking. Torneo Nazioni, l'Italia Under 15 piega la Romania e vince il titolo. Ancora invece per lo sport parliamo della pallanuoto, vediamo il servizio realizzato ieri per il nostro telegiornale. La pallanuoto Trieste si ferma in semifinale scudetto. In gara 3, giocata nella piscina di Monpiano, è arrivata una netta sconfitta per 13-6 contro l'AN Brescia, che si aggiudica così la serie per 2-1. I lombardi accedono alla finale scudetto contro la Prorecco, mentre per Trieste resterà da giocare la finale per il terzo posto contro la Rarinantes Savona. Nonostante l'eliminazione, il bilancio della stagione per la squadra triestina è comunque molto positivo. Partita senza grandi pressioni, ha chiuso la regular season al quarto posto, ottenendo la qualificazione alle coppe europee. Nella serie di semifinale ha mostrato carattere e buon gioco, soprattutto nella vittoria di gara 2, che resterà uno dei momenti più emozionanti dell'annata. L'ultima partita però è stata complicata. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, con Brescia avanti 4-2, nel secondo periodo i padroni di casa hanno aumentato il ritmo e preso il controllo, chiudendo l'intervallo lungo sul 7-2. Trieste ha faticato a trovare soluzioni offensive e nonostante qualche buona reazione non è riuscita a riaprire la sfida. Nel terzo tempo Brescia ha continuato a gestire bene la gara, allungando ancora nel punteggio. Un rigore sbagliato da Trieste e l'espulsione di un giocatore chiave hanno reso ancora più difficile la rimonta. Il divario si è allargato fino al definitivo 13-6. Ora l'attenzione si sposta sulla finale per il terzo posto, che rappresenta un altro importante traguardo per la formazione allenata da Maurizio Mirarchi. Io sono molto soddisfatto, è logico che appena finita la partita c'è il rammarico perché era un obiettivo stratosferico, arrivare a una finale scudetto, ci siamo arrivati vicino, abbiamo portato la terza partita a una squadra come il Brescia, abbiamo fatto le prime due veramente due grandissime partite, questa non siamo stati dentro la partita, anzi subito siamo innervositi, siamo un po' usciti dalla partita, però devo fare solo i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto finora. Sono soddisfatto dell'allenatore, del lavoro dell'allenatore, degli atleti, ringrazio tantissimo anche tutti i ragazzi che sono venuti a sostenerci, erano una cinquantina oggi a Brescia, si sono sentiti e ci hanno dato forza. Posso dire che la squadra è sempre in crescita, il Brescia è una squadra allenata a questo tipo di finali, noi dobbiamo ancora crescere su questo punto di vista, però so che con l'arrivo di Maurizio le cose andranno per il verso giusto e cresceremo di anno in anno. Queste quindi le notizie sportive per quanto riguarda in particolare Trieste. Adesso abbiamo visto la pallanuoto, allora fra poco ci collegheremo con Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle, ma ora diamo spazio alla pausa pubblicitaria, fra pochissimo. Rieccoci in diretta qui a Sveglia Trieste, 9:16 del mattino. Allora ci siamo collegati ora con Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, ben arrivata.
Allora, no, non la sentiamo, non so se c'è qualche problema con il microfono, vediamo se riusciamo a risolvere questo problema, perché io non la sento in studio, non so se è un problema nostro o del microfono. Adesso mi senti? Come no, perfetto. Ah, scusa, c'era un flag che mi ero dimenticata di fare su questo nuovo sistema. Ok, quindi sì, è vero, perché noi abbiamo cambiato sistema, lo diciamo per i nostri telespettatori, per i collegamenti con gli ospiti. Allora, buongiorno intanto, ben arrivata. Buongiorno Laura, scusa se non sono riuscita a venire in studio, scusa. Tranquilla, allora questa mattina insomma abbiamo parlato molto dello sviluppo turistico della città e dei problemi di parcheggio, perché è un po' la notizia della giornata, insomma tanti sono intervenuti dando anche possibili soluzioni, parcheggi magari in Porto Vecchio, oppure insomma diverse gestioni della viabilità. Effettivamente insomma c'è stato parecchio caos nella giornata di ieri, anche con il collegamento che abbiamo fatto questa mattina con la polizia locale. Abbiamo visto insomma che è stato un super lavoro per loro, no? Per gli agenti della polizia locale, visto la grande presenza positiva assolutamente di turisti e anche qualche incidente, qualche lavoro, insomma c'è stato un po' di caos. Sì, l'abbiamo visto tutti ieri, sì, è stata una giornata impegnativa. C'è da dire che da quando è stato chiuso il parcheggio del Molo Quarto, i problemi di parcheggio in centro sono evidenti agli occhi di tutti. È da fare comunque una gestione diversa dell'accesso alla città. Si è parlato tantissimo di parcheggi di cintura, ma alla fine l'unico parcheggio di cintura che abbiamo è quello di Barcola, è quello del Parco Bovedo, no? Sì. Nei progetti dell'amministrazione comunale ce n'erano altri 4, no? Se basta, mi pare che fossero altri 4, ma di questi nessuno è stato ancora realizzato. Quindi è abbastanza normale che questo avvenga, ecco. Che avvenga insomma questo caos, anche per comunque la crescita, no, dei turisti, ce ne sono il tanti, numero dei turisti sta aumentando cresce, e anche è un bel tipo di turismo, perché va bene che si tratta di weekend o weekend lunghi, però non è il turismo delle crociere che mordi e fuggi, è un turismo diretto alla città. Proprio intenzionato insomma a visitare la nostra città, no? A venire proprio qui da noi, insomma, quindi è positivo da quel punto di vista, insomma, quindi non solo più appunto il mordi e fuggi, però continuano ad esserci anche le crociere, no? Continuano ad esserci anche le crociere che bloccano una parte importante delle rive. Ora, bello il flusso di turisti, però è ovvio che Trieste non può diventare una città parcheggio. È proprio per gestire questi flussi che i parcheggi di cintura sono importanti. È chiaro. È difficile la sostenibilità del turismo tra navi, traffico ed eventi come la Bavisela, ci scrive Patrizia. Concorda? Sì, sì, ma ci vuole una programmazione, come in tutte le cose, no? La città sta cambiando anche in modo positivo, no? E è necessaria una programmazione, bisogna guardare avanti, bisogna progettare un modo di fruire la città che non sia impossibile da gestire per i residenti, perché ieri era una giornata letteralmente impossibile per i residenti. Ha contribuito sicuramente anche molto il ponte, no? Il ponte festivo, insomma, sì, è chiaro, ovvio, insomma, sì. Questo sì. Oggi sul giornale si parla molto di questo, ma si parla anche del Porto Vecchio, perché c'è tutto un approfondimento sul project del Porto Vecchio per quanto riguarda la conferenza dei servizi che adesso deve avviare appunto l'esame decisivo. È stata inviata la convocazione, gli enti avranno tempo fino al 9 giugno per dare i responsi e poi ottenuti via libera si procederà all'inizione di questo bando sulla proposta della Costim, no? Questo colosso di Bergamo, della Bergamasca. Sì, è una cosa che mi lascia molto perplessa. Ci sono perplessità su questa gestione. Sì, intanto si demanda a un privato
50 anni di gestione di un'area così preziosa, no? È un intervento sostanzialmente residenziale. E sì, ci sono delle aree che saranno ad uso pubblico, ma probabilmente a pagamento, e quello che si poteva fare in quest'area, che era legato alle attività produttive, cioè allora, 2 passi indietro. Qual è il grosso problema di Trieste? È il lavoro. Il lavoro. Ok? Sì, noi abbiamo poco lavoro rispetto al resto anche del... prima, è vero. Quindi una delle grosse leve che si potevano muovere in Porto Vecchio era l'idea di poter fare un'area mista dove ci fossero aziende, non aziende produttive, non immaginiamo un'azienda produttiva inquinante, però tutto il nuovo artigianato digitale, tutte le nuove aziende che hanno bisogno di spazi di produzione intellettuale, avrebbero potuto trovare una location ideale in Porto Vecchio. Quindi nella mia testa era quello che bisognava muovere. Bisognava sfruttare l'occasione di Porto Vecchio, che ha una posizione eccellente perché è a 2 passi dal centro, è a 2 passi dalla stazione, è sulla direttrice che porta dentro e fuori la città, è uno spazio ancora sostanzialmente libero, per cui si può pensarlo come serve. È anche vicino, ed è uno spazio di grande di grande qualità urbana, no? Allora, sarebbe stato ideale realizzare un intervento che potesse in qualche modo agevolare le imprese e creare posti di lavoro qui. Soprattutto a fronte di quello che sta succedendo, perché è sotto gli occhi di tutti che la città sta subendo una seconda deindustrializzazione dopo quella degli anni 70-80, no? Certo. Noi stiamo perdendo continuamente posti di lavoro che vanno in qualche modo ripristinati. Ecco, questo era il grande obiettivo nella mia testa della rivalutazione dell'area di Porto Vecchio. E invece si fa il solito intervento in qualche modo residenziale, commerciale, che sembra essere l'unica cosa che riesce a mettere in piatto questa giunta, ecco. Anche turistico abbastanza, insomma, c'è anche molto di turismo, no? Sì, per carità. Turismo però lo vediamo tutti che non ha bisogno di essere aiutato, no? O meglio, continua a crescere nonostante non si faccia granché, perché al di là delle operazioni di facciata, qua nessuno ha fatto un ragionamento serio sul tipo di turismo che vogliamo e su come offrire servizi, perché diventare città turistica significa ripensarsi come città turistica nei trasporti, nei servizi, nell'offerta di che tipo? Culturale, sportiva, naturalistica, cioè che tipo di turismo vogliamo attrarre? Chiaro. Non siamo una località balneare, no? Non siamo Rimini, no? Siamo una città d'arte, una città di cultura, non siamo neanche Firenze però, cioè dobbiamo cominciare a pensare la città in modo da offrire al turista che viene esattamente quello che cerca. E quindi la possibilità, insomma, di visitare la città, le bellezze che già ci sono, però magari con più servizi. Di vivere un'esperienza diversa, perché adesso il turista cerca un'esperienza. Trieste può offrire delle particolarità eccezionali che nessun altro posto al mondo ha, però noi dobbiamo strutturarci in modo da poter dare al flusso turistico quello che vogliamo e intercettare il flusso turistico che è migliore per la nostra città. Per poterlo fare alla base va fatto un ragionamento e magari anche uno studio. Ecco, per capire esattamente qual è il nostro target, no? Parlava prima delle crociere, quindi crociere... Le crociere andrebbero benissimo se non fossero enormemente inquinanti per il centro storico, no? Ecco, perché avere quei mostri che devono tenere per forza i motori accesi, che sputano inquinamento come se fossero il traffico di una megalopoli, anche no.
abbiamo appena chiuso una ferriera, non è che possiamo riportarcela però in Piazza Unità, no? Perché alla fine l'effetto dell'inquinamento sull'aria che respiriamo è quello. Allora, benissimo, io non sono contro il turismo crocieristico, però vorrei capire quanto tempo ci vorrà per elettrificare quella banchina, perché se no moriamo tutti di malattie cardiovascolari. Cioè, allora, e poi non si può neanche pensare in eterno di chiudere tutte le rive perché arriva la nave. Cosa che continuiamo a fare, incasinando tutto il traffico del centro. Si torna ai parcheggi e al traffico, no? E quindi un po' di ragionamenti anche qua andrebbero fatti. Ci dovrebbe essere una progettualità, una visione di lungo raggio che non vedo. Tornando invece al giornale, abbiamo letto la brutta notizia del caso di cronaca del ragazzo triestino trovato morto in cella a Gorizia, un caso appunto di cronaca che però ci riporta in carcere, no? Ci riporta alla difficile situazione delle carceri non soltanto di Trieste, anche di Gorizia, è stata più volte al centro. Di tutta Italia. Di tutta Italia, è vero. Il problema è di tutta Italia, noi vero, abbiamo delle carceri straordinariamente sovraffollate. E bisogna capire come gestire la cosa. Il problema della gestione carceraria è un problema all'ordine del giorno, sia per le carceri maschili che femminili, che sono un po' meno sovraffollate ma altrettanto mal gestite, nel senso che a sentire, io ho sentito per tanti anni, ho letto per tanti anni le relazioni che fa la garante delle carceri, no? Sì. E sono sempre relazioni terribili. Molto terribili. negative in genere, sì. Io penso che le carceri siano una cartina tornasole di quanto un paese sia civile, no? Perché noi per Costituzione dovremmo usare le carceri per recuperare le persone, no? Non sono una punizione divina. E questo sistema è ovvio che non solo non funziona, ma è inumano, è indegno di un paese civile. Allora, ragionandoci un po', qua il discorso è, ci sono in atto un sacco di sperimentazioni in tutto il mondo riguardo a ciò che si fa delle carceri e come si possa riuscire ad intervenire sulla popolazione carceraria in modo da trarne il meglio, perché qual è l'obiettivo? È che quando uno esce dal carcere non torni a delinquere. Ecco, come sono messe le carceri oggi in Italia, quando uno esce dal carcere delinque peggio di come è entrato, no? Ecco, ci sono anche qui un sacco di ragionamenti da fare e forse qualche investimento. Qualche investimento in più, no? in questo settore, se ne parla da anni. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno Buccarella. Buongiorno. Io volevo ringraziare la partecipazione della sua ospite, perché mi dà sempre un senso di gioia, così mi fa sempre sorridere quando la vedo ricordando quel famoso consiglio comunale che a me è stato veramente spassosissimo. Beh, è passato un po' di tempo, dai. Comandi? È passato un po' di tempo. Però come vede non riesco a trattenermi, mi dà sempre una grossa, ancora ridere, vabbè. Sì, va bene, la ringrazio. Grazie a lei, buona giornata. Vabbè, insomma. Grazie. Ricordava un periodo difficile un po' per tutti, no? Eravamo tutti un po' chiusi in casa in modalità a distanza, un po' come adesso in questo momento, però in una situazione molto più difficile, più complicata, che era molto difficile da gestire. Non so se c'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno, no? Però mi dicono che devo andare in pubblicità, allora l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, ci rivediamo subito dopo, fra poco.
Rieccoci in diretta ancora per l'ultima parte della nostra trasmissione di oggi, in questo sabato 3 maggio. Allora sono le 9:38 del mattino, siamo sempre in collegamento con Elena Danielis, segretaria regionale del Movimento 5 Stelle. Allora ancora buongiorno, c'è una telefonata in arrivo, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Dottoressa, buongiorno, sono Vladi. Vladi, buongiorno a lei. Ho un po' le voci da orco, ma è colpa dell'allergia. Dell'allergia, è abbastanza frequente anche questo in questo periodo. Allora, come al solito molti argomenti sul tappeto. Ho sentito accennare la situazione carceraria, eccetera. Carceraria, sì. Voglio ricordare alla sua ospite che tutti i soldi dati col 110 dovevano essere dirottati sull'edilizia carceraria e sull'ATER, sull'edilizia pubblica, e non dati a gente che già aveva soldi quanti voleva per ristrutturare le facciate, come è stato fatto, e hanno addirittura restaurato 8 castelli. È stato fatto per i voti, per prendere voti e non per aiutare l'edilizia. Quei soldi dovevano andare in una maniera diversa, ATER e carceri. L'edilizia l'ha aiutata però, E hanno ristrutturato il 4% delle case in Italia, dottoressa, e comunque è enorme. Va bene, allora intanto l'ATER ha utilizzato a piene mani il 110. No, posso continuare un attimo? No, certo, mi perdoni, credevo avesse finito. Finisca pure, poi facciamo rispondere. Questo era perché la sua ospite è delle 5 Stelle, per cui sì, certo, abbiamo capito. Io mi aspettavo, cambiamo argomento, mi aspettavo che in seguito all'incidente della funivia del Monte Faito a Napoli, qualcuno del comitato Novo intervenisse magari per dire: avete visto quanto pericoloso può essere, può cascare anche la nostra cabinovia, eccetera. Invece no, non l'hanno fatto. Perché? Perché quella funivia è in funzione dal 1952. Non c'è stato alcun referendum per farla, ha funzionato per anni, ha avuto vari stop, tra i quali un incidente grave, ha avuto poi per manutenzione. Scavalca la ferrovia circumvesuviana. Ci sono tante di quelle analogie con la nostra futura cabinovia, poi parte da una stazione ferroviaria a valle, per cui c'è l'intermodalità treno-funivia. Accennare a questo sarebbe stato un boomerang, si sarebbero ammazzati da soli. Secondo lei è per questo che non hanno fatto cenno appunto all'incidente? Per questo uno dice, magari nobiltà d'animo. Ok, allora siccome Elena Danielis fa parte appunto non cavalca una disgrazia dei per parlare giusto? Di cabinovia. E invece sono stati ben attenti a non Vladi. Va bene, grazie. Allora facciamo rispondere anche su questo, perché chiama in causa proprio i comitati, no, che si oppongono alla cabinovia. Allora, partiamo dal 110. Allora, il 110 era una misura emergenziale nata durante il Covid che serviva a uscire dal problema. Tutti noi sappiamo, dopo averne discusso per così tanti anni, credo che tutti noi sappiamo che l'edilizia ha un potere moltiplicatore degli investimenti di 1 a 3. E quindi, come nel dopoguerra, è diciamo che è la leva migliore per il rilancio dell'economia. Tradizionalmente lo è. E anche in questo caso ha funzionato. In 1 anno e mezzo abbiamo fatto 12 punti di PIL. Diciamo che, siccome la Meloni parla del rimbalzo del gatto morto, noi abbiamo rimbalzato 3 volte più degli altri paesi europei. Ok? Qui nasce per questo, non per ristrutturare i castelli. Dopodiché nasce con un secondo obiettivo, che è quello di centrare comunque gli impegni presi con gli accordi di Kyoto. Quindi era tutto concentrato su una ristrutturazione di tipo energetico, no? Cappotti, eccetera. Non confondiamolo col bonus facciate. Perché il bonus facciate è un'altra cosa, non solo, ma per un simpatico emendamento della Lega il bonus facciate non aveva neanche tutti i vincoli e gli obblighi e le certificazioni del 110, sono 2 cose nettamente diverse. Il 110
ha dato un grosso contributo a ristrutturare case ATER. Sono state ristrutturate un sacco di case ATER in tutta la regione, parliamo solo di noi, no? L'ATER a Trieste ha ristrutturato un sacco di condomini col 110. È vero, non sono state ristrutturate le carceri col 110, questo è vero, ma non è che era una enorme bacchetta magica che avrebbe risolto il 100% del patrimonio edilizio nazionale. Il 4% del patrimonio edilizio nazionale è tanta roba per i pochi anni in cui è stato in piedi, e ha fatto quello che doveva fare, è stato un successo da tantissimi punti di vista. Ormai sono quasi tutti costretti ad ammetterlo, anche giornali non sospetti, ecco, no? E quindi sì, non capisco ancora questa credine nei confronti del 110. Dopodiché l'Ovovia, ok, ci sono decine, se non centinaia, di impianti a fune in tutta Italia. Di solito sono in montagna oppure portano in un posto preciso, ok? O servono, come nel caso della tristemente nota alle cronache negli ultimi giorni funivia Campana, a superare degli ostacoli, ok? Questa è la loro funzione. Cosa succede a Trieste? Questo Ovovia non porta in nessun posto speciale, perché porta nel vuoto, nel nulla. Non supera nessun ostacolo, perché sì, è vero che scavalca la ferrovia, ma ci sono N strade che scavalcano la ferrovia, no? Non è quello il nodo del traffico. E passa su un'area protetta, perché passa su un'area Natura 2000, e distrugge un bosco che ha delle caratteristiche uniche, e in teoria, in origine, doveva essere fatta per risolvere il nodo dell'accesso nord della città, e non lo risolve. Quindi questo insomma è il parere. Dopodiché, come tutti gli impianti a fune, ha degli enormi costi di gestione. E questa è l'altra partita, no? È chiaro. E chi li paga? Li paga il comune fino adesso, perché la regione per momento non ha nessuna intenzione di inserirla nel trasporto pubblico locale, per cui questi costi li paga il comune. È chiaro, siamo la città della Bora, avremmo un sacco di giorni di stop di funzionamento. L'utenza che è stata calcolata per calcolare la sostenibilità economica dell'opera è stata grandemente sopravvalutata. Secondo noi non risolve l'accesso nord, non risolve grossi problemi di traffico, diventa un giocattolo per turisti, ma anche utilizzato pochi giorni l'anno. Certo, se ho la bicicletta e voglio farmi un giro in Carso e non voglio farmi la salita, è ovvio che posso prendere l'Ovovia, molto carino, ma se io attrezzassi 2 autobus che fanno la strada che c'è già, o in qualche modo attrezzassi il tram, che è un'attrazione turistica che già abbiamo, già di sua, e che va nello stesso posto poi più o meno, no? Ecco, e risolveremmo senza spendere 60 milioni, sì, e senza distruggere un bosco, per cui quest'opera ha tutta una serie di questioni sospese. E dubbi che rimangono aperti. È evidente la forte volontà politica di realizzarla, perché dopo che ti hanno detto guarda che non ti posso dare i fondi PNRR, cosa che io dico da 3 anni, non te li possono dare perché tu vai contro il principio cardine del PNRR che è non fare danno significativo all'ambiente. Se tu mi passi su un'area Natura 2000 non puoi dire che non fai un danno significativo all'ambiente, quindi questi fondi non te li daranno mai, e difatti non glieli hanno dati. Però il fatto che ci sia sono lo stesso, no? A livello sì, un potente asse, che è un'altra cosa che avevo detto, un potente asse comunale, regionale, nazionale fa sì che se uno vuole questi soldi comunque arrivino, e infatti salta fuori il fondo ministeriale, ok? Quindi qui c'è una forte volontà politica di realizzare l'opera,
Va bene, è evidente. A noi sembra un'opera perniciosa, inutile, dannosa, costosa e continueremo ad opporci alla realizzazione di quest'opera, però nel frattempo i soldi vanno avanti, è stato speso penso quasi 1 milione di euro tra analisi, progettazioni. Proprio per questa grande volontà, insomma, questo indirizzo Sì, che sì, sì, viene sì. portato avanti. Allora, ci scrive Igor, brava Danielis, nonostante la militanza dei 5 Stelle, andrebbe valorizzata in un progetto civico come adesso Trieste, dice. Vabbè, insomma. Ma adesso Trieste, allora, noi come 5 Stelle locali andiamo molto d'accordo con adesso Trieste, Sì. condividiamo la grandissima maggioranza delle idee e dei programmi, lavoriamo assieme a livello comunale, spesso anche a livello regionale, no? Con la Giulia in regione. E, sono in gemelli diversi, nel senso sono una forza politica con cui andiamo estremamente d'accordo. Per cui sì, mi fa piacere che dica così. Va bene, insomma, non la disturba questo suggerimento di Allora, Igor, anzi, insomma, il Movimento 5 va bene Stelle così. non è un'ideologia. È una forza sì. politica di tipo civico nata dal basso. Siamo tutti cittadini che si sono messi insieme perché non ci andava bene come andavano le cose in Italia. È un civico non locale, dai, diciamo così, nato È almeno un così. civicone nazionale. Un civicone Ok. nazionale. Allora, c'è una telefonata, poi anche altre mail da leggere. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono di nuovo Gino e mi scuso che ho richiamato. Gino, però buongiorno nuovamente. Devo integrare quello che ha detto l'ospite sul discorso del 110, perché c'è un velo di omertà su questo discorso. E l'omertà riguarda il fatto che è stato volutamente fatto franare. Il 110 nasceva anche con un discorso tecnico-economico che prevedeva la gestione dei crediti d'imposta come una pseudomoneta. Cioè i crediti d'imposta potevano essere usati per scambiarsi con le altre aziende, fare acquisti, eccetera. Il che è stato immediatamente stoppato dalla BCE, la quale vedeva in questa modalità una pseudomoneta che quindi era contraria a quello che erano gli interessi dell'euro e della BCE. E quindi è successo che Giorgetti, che era all'epoca, come anche adesso magari, ministro dell'economia, non se l'è sentita di sostenere questo. Draghi successivamente ha bloccato tutto e quindi il progetto del 110, che come dice la Danielis aveva quel famoso 1:3, no? Moltiplicatore di economia, si è bloccato perché praticamente hanno intasato prima, Giorgetti ha vietato alle banche a un certo punto di acquistare i crediti d'imposta, perché le aziende a un certo punto saturato i loro crediti non potevano più prenderne altri, quindi hanno bloccato il mercato e hanno bloccato proprio il meccanismo che doveva creare il beneficio economico. Quindi è stato veramente una roba incredibile e adesso lamentarsi che abbiamo il peso del 110 è solo da fare mea culpa e sollevare finalmente il problema della BCE, dell'euro e di questa Europa che per noi è stato un disastro e mi meraviglio che i 5 Stelle ancora non si mettono di nuovo su questa linea. Grazie e buongiorno. Mi scuso di nuovo Grazie Gino, è un tema che sente molto evidentemente. Non ho fatto prima questo discorso perché era molto tecnico, scusami Laura, ma in effetti l'invenzione del 110 non è tanto il fatto di utilizzare l'edilizia come leva economica, quella non è un'invenzione. Una parte, diciamo, è l'invenzione della libera circolazione del credito d'imposta. Limitata, che era alla base del funzionamento iniziale del 110. Voi sapete che il 110 è una norma che ha subito, mi pare, 27 o 29 modifiche nel giro di 2 anni, ok? Non per volontà del Movimento 5 Stelle, come giustamente diceva il signore al telefono, ma per volontà politica
da tanti punti di vista. Non è poi tanto vero che l'Europa l'abbia osteggiata, perché in Europa ci sono stati n tentativi di studiarla e riprodurla altrove, ok? Però è vero che tutto il potere economico e finanziario istituzionalizzato in Europa e in Italia, di cui Draghi è il massimo rappresentante, l'ha fortemente osteggiata, perché è vero, diventava una sorta di moneta alternativa, nel senso che se il credito d'imposta può circolare liberamente, può sostituire in qualche modo la liquidità, ok? Per questa ragione si è cercato di porre un limite alla circolazione del credito. A un certo momento Draghi aveva stabilito che il credito poteva essere ceduto 2 volte. Ora, proviamo a immaginare di acquistare un'auto sapendo che la possiamo rivendere solo 2 volte. Ok? Che può essere rivenduta solo 2 volte. Sì. È chiaro che dopo la prima volta che tu la rivendi, il valore di questa macchina crolla completamente, no? Certo. E la stessa cosa capita col credito d'imposta. E questo ha tagliato le gambe al 110. È stato questo il meccanismo dove una cosa che non risulta chiara a nessuno e che bisogna che sia chiara è che il 110 nasceva come misura temporanea. Doveva durare un numero limitato di anni, inizialmente 3, poi si era un po' allungato perché, come sempre in Italia, per far partire una macchina ci vogliono un paio d'anni, dopodiché non ne puoi lasciare solo uno per realizzarla, no? Certo. E quindi e diciamo che si era pensato di allungarlo un po', ma era comunque una misura temporanea che poi andava ridotta, e quindi si sarebbe passati dal 110 al 100, al 90, all'85 e così via, no? E l'obiettivo di cercare di migliorare il patrimonio edilizio italiano però era un obiettivo molto concreto, perché noi in teoria dovremmo efficientare il nostro patrimonio edilizio in pochi anni. La botta data dal 110, provo a fare un esempio, se il 110 fosse rimasto in vigore per altri 3-4 anni, molto probabilmente saremmo riusciti ad arrivare molto più vicini agli obiettivi che abbiamo sottoscritto, no? Nei trattati internazionali per la riduzione degli impatti ambientali in 20 anni. Invece, allo stato attuale, ce ne vogliono 200 per arrivare lì. Chiaro, quindi questo discorso, insomma. Ci sono una serie di discorsi sovrapposti. Non siamo in una fase in cui una norma può centrare un unico obiettivo. Siamo in una fase complessa in cui ogni norma che facciamo deve per forza centrare più di un obiettivo. Più obiettivi, quindi gli investimenti devono avere dei grandi moltiplicatori, perché siamo in una fase di coperte corte. Se poi uno di questi rami, diciamo, si inceppa diventa un po' problematico. Poi si parla di flop o altro, no? Perché non è riuscito magari appunto a sviluppare tutte le direzioni in cui doveva andare in qualche modo. Allora ci scrive il signor Enzo: per il Porto Vecchio è mia impressione che si facciano i conti senza l'oste, vedi le nazioni vincitrici, bonus monopattino, banchi a rotelle, reddito di cittadinanza, bonus facciate. Di tutto questo la cosa che mi fa specie è il silenzio della Corte dei Conti. Non si sente, non si vede più i tanto sbandieratori degli assegni di rimborso, io li chiamo così. Poi si potrebbe continuare con le scatole di tonno, ma mai col PD, eccetera. Signora, ce l'ha proprio con noi. Ce l'ha proprio con i 5 Stelle, allora, assolutamente, Enzo. Allora, sempre quella. La potenza di fuoco della propaganda è pazzesca. Banchi a rotelle, santissima pazienza. Non c'è stato mai nessun governo che abbia investito negli ultimi 50 anni, credo, così tanti soldi sulla scuola come i 2 governi Conte. Una marea di soldi sulla scuola mai visti prima, in termini di insegnanti, di arredi, di ristrutturazione delle scuole, di strumenti, tantissimi soldi sull'istruzione pubblica.
Gli acquisti non vengono decisi dal ministro, non vengono decisi dal governo. Il governo mette a disposizione degli istituti scolastici un elenco di possibilità di acquisti, il dirigente scolastico sceglie cosa vuole. Tanti dirigenti scolastici avevano scelto i banchi a rotelle perché qualche mese prima era uscito un servizio che è stato molto visto su una scuola in Campania dove veniva applicato un metodo molto innovativo didattico e c'erano i banchi a rotelle. Quindi per un periodo sono diventati di moda, i dirigenti scolastici li hanno ordinati, evidentemente molti di questi dirigenti scolastici poi non li sapevano usare e sono stati abbandonati, in parte abbandonati, ma sono stati ordinati non dalla ministra, ma dai dirigenti scolastici. Quindi questa cosa dei banchi a rotelle è un'orribile propaganda da cui non ci libereremo mai. Continua ancora oggi, è vero. E infatti si sta andando avanti, ma è una sciocchezza, è una vera sciocchezza. I banchi non li ordina il ministro, non so più come dirlo. Cioè, è chiaro, è una possibilità che mette il Ministero a disposizione delle scuole, dei singoli istituti o complessi scolastici. Allora, siamo quasi in conclusione, Danielis, volevo solo concludere così per sorridere un po' con la vignetta di Marco Inglaro: e se ne metti i dazi al vino italiano faremo sto sacrificio, ne toccherà bere di più a noi. Vabbè, ma volentieri, la prendiamo volentieri. Bene, dai. No, la guerra dei dazi è una cosa che andrà approfondita nei prossimi anni, perché mi è assolutamente poco chiaro. Intanto le possibili conseguenze soprattutto, immagino. Sì, no? Sì, le ricadute, perché esatto. È come se l'Europa, che negli ultimi 2 secoli è stata il vaso di ferro, fosse improvvisamente diventata il vaso di coccio. Il vaso di coccio. Eventualmente lo approfondiremo magari in un'altra puntata. La invito fino da ora a venire a trovarci qui in studio nelle prossime settimane. Grazie per essere stata con noi e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito in questa mattinata. Arrivederci a tutti, buona giornata. Grazie a tutti, arrivederci, grazie Laura.